Buongiorno, ben ritrovati, siamo in diretta come sempre ed oggi davvero una giornata ricca di notizie, non solo cronaca ma ovviamente in primo piano anche le elezioni amministrative in Veneto, poi parleremo della donata ad Udine, la donata degli Alpini che ieri è terminata con lo sfilamento e dobbiamo subito dire che c'è stato un record assoluto per le nostre emittenti, per Media Nord-Est, 600.000 solo ad Antenna 3 le persone che sono rimaste incollate alla televisione e oltre 1 milione invece in tutte le nostre emittenti. Dunque davvero un record assoluto per Media Nord-Est di ascolti. Ne parleremo poi nel corso di questa edizione perché avremo anche ospiti alle 13:30 gli Alpini e con loro insomma commenteremo questa giornata di feste. Ma parliamo, come vi ho detto, anche di elezioni amministrative ovviamente in Veneto, urne aperte anche oggi dalle 7 fino alle 15, sono 543.143 gli aventi diritto al voto chiamati a rinnovare 49 amministrazioni comunali in Veneto. Questi numeri principali di una tornata elettorale che vede Treviso e Vicenza le sfide principali. Lo spoglio delle schede inizierà subito dopo la chiusura, mentre l'eventuale turno di ballottaggio si terrà domenica 28 e lunedì 29 maggio, ipotesi che potrebbe riguardare solo i comuni sopra i 15.000 abitanti nel caso in cui nessuno dei candidati dovesse superare al primo turno il 50% più uno dei voti. L'eventualità riguarda oltre a Vicenza e Treviso, San Donà di Piave, Martellago nel Veneziano, Piave di Sacco in provincia di Padova, Villafranca di Verona, Bussolengo e Sona nel Veronese, Adria in Polesina, Vedelago nella Marca trevigiana. In diversi casi lo sfidante è il quorum fissato recentemente al 40% e nel Bellunese tutti e 4 i comuni al voto vedono un solo candidato sindaco in lizza. E proprio di Belluno ne parliamo insieme alla nostra Tiziana Bolognani, che la vedo già nello schermo. Tiziana, buongiorno. Buongiorno a te Daniela e ai telespettatori. Dunque, come è andata insomma questa affluenza lì nel Bellunese? Allora, diciamo che stavo guardando la tabella che avete appena mostrato e che parla dell'affluenza naturalmente alle 23 di ieri sera, e anche in provincia di Belluno l'affluenza non si discosta da quella che è stata registrata in Veneto, 43,85 alla chiusura delle urne ieri sera. Si sono riaperte, stiamo aspettando il dato finale definitivo delle 15, però ci sono già delle cose importanti. Voi sapete, come l'hai detto, secondo la legge c'è il quorum da superare, il primo scoglio da superare nel caso in cui si presenti esclusivamente un'unica lista, un unico candidato, ed è praticamente la fotografia di quanto è accaduto in provincia di Belluno, dove si è votato e dove si sta votando a Canale d'Agordo, a Cencenighe, a Pieve di Cadore e a Sospirolo, con una piccola differenza, e cioè a Canale d'Agordo, a Cencenighe e a Sospirolo il quorum è stato superato ieri sera alle 23. Vi dico i dati: 52,48% a Canale d'Agordo, 47,48% a Cencenighe, 48,24% a Sospirolo. Secondo la legge bisogna superare in questi casi, quando c'è un'unica lista e un unico candidato, il doppio quorum. Quindi anche se insomma si dà già per scontato che i candidati sindaci siano di fatto i sindaci, nuovi sindaci eletti, nessuno sta parlando chiaramente per scaramanzia, perché si attende l'esito, proprio lo spoglio, per capire se chi è andato, chi si è recato alle urne ha votato per il 50% per quella lista, per quel candidato, oppure se ha banalmente depositato una scheda bianca. Abbiamo anche un dato per il momento evidentemente ufficioso per quanto riguarda Pieve di Cadore, dove ieri sera
alle 23 aveva votato soltanto il 36,27% degli aventi diritto al voto contro, pensate, il 53,77% della precedente tornata elettorale, e quindi la candidata Cindy Manusci era in attesa, e quindi stamattina ha riproposto gli appelli e sembra che attorno alle 11:30 di questa mattina questo scoglio sia stato superato. Ma a Pieve di Cadore c'è anche un giallo che è seguito dalla Digos, perché la candidata e la sua lista avrebbero presentato una denuncia per atti di vandalismo nei confronti dei manifesti elettorali esposti a Tai di Cadore, che sono stati conditi anche con delle frasi poco urbane. Vedremo come andrà a finire. Come vi dicevo, non c'è nessun candidato in questo momento che se la sente di rilasciare dichiarazioni chiaramente per scaramanzia. Tutti attendono le 15, l'apertura delle urne per capire, per saperne evidentemente di più, anche se per l'appunto il quorum è stato superato, e dobbiamo avere comunque il dato definitivo anche per Pieve di Cadore. Allora, calo chiaramente generale dell'affluenza alle urne, 52,48% ieri sera alle 23 a Canale d'Agordo contro il 58,89% della stessa ora della precedente tornata, esattamente come è accaduto a Cenceniga a Gordino, 47,48 ieri sera, 53,46 nella precedente tornata. Di Pieve di Cadore vi ho già detto, a Sospirolo il 48,24% contro il 47,51% della passata tornata elettorale, ed è l'unico comune in cui si è registrato alle 23 di ieri sera uno scattino in più rispetto alla situazione che stiamo osservando in linea generale, quindi disaffezione, scarsa affluenza alle urne, anche se si tratta dell'elezione del sindaco del comune. Si è scongiurato naturalmente l'arrivo dei commissari che guidano nel caso in cui non viene raggiunto il quorum e i sindaci, i candidati non hanno il 50% delle preferenze nei 4 comuni. Stiamo comunque in campana e stiamo in attesa dei risultati definitivi che arriveranno nel pomeriggio, diciamo, se la memoria non ci inganna, attorno alle 17 di questo pomeriggio dovremo avere i dati definitivi di tutti e 4 i comuni. Daniela. Grazie davvero Tiziana, e vi ricordo appunto che noi dalle 14:30 inizieremo questa maratona elettorale e daremo tutti i risultati città per città. Ci collegheremo ovviamente con tutti, anche con Belluno, per sapere i risultati finali. Dunque 14:30, ve lo ricordo, ci sarà la nostra maratona elettorale. Ora andiamo però a Padova. Abbiamo sentito Belluno e vediamo com'è andata invece a Padova. 10 comuni al voto, 23 candidati sindaco, 67.000 padovani chiamati alle urne. Si chiuderanno alle 15 i seggi elettorali delle amministrative 2023 con un dato che balza subito all'occhio: il crollo dell'affluenza, che ha fatto registrare un 15% in meno fino a ieri rispetto a 5 anni fa, quando in realtà si votava in un'unica giornata. Per la provincia di Padova il dato registrato alla chiusura dei seggi alle 23 di ieri si ferma al 44,8% complessivo, con il piccolo record di Casalserugo che raggiunge il 56,1%, tallonato da Villanova di Camposampiero che sfiora il 50%, e il dato negativo di Codevigo fermo al 36,6%. A sorridere per ora sono gli abitanti di Galzignano Terme, dove si presentava un'unica lista elettorale con candidato sindaco Riccardo Masin, il primo cittadino uscente. Qui la registrazione dell'affluenza delle 19 ha registrato il 40,1% dei votanti, arrivando alle 23 al 47%, superando così il quorum del 40% necessario per evitare il commissariamento. In attesa dello scrutinio, Masin si avvia quindi verso la riconferma. Tra gli altri comuni, occhi puntati su Piove di Sacco, unico municipio della tornata con oltre 15.000 abitanti e 2 candidati alla poltrona di sindaco. Tra gli altri comuni al voto, Mestrino,
Vicentino e Maserà di Padova, popolosi municipi della cintura urbana. 1700 gli abitanti di Megliadino San Vitale, il comune più piccolo di questa tornata amministrativa. Vi do anche il dato riguardante Treviso, 41,19 contro il 55,05 dell'ultima tornata elettorale, dove però si votava, come vi ho detto prima, la domenica. Venezia invece il 44,47%, l'affluenza contro il 56,08 della scorsa volta. Vediamo invece com'è andata a Vicenza. Sì, buongiorno a voi, buongiorno ai nostri telespettatori. Siamo nella redazione di Vicenza. Vicenza grande protagonista per questa tornata elettorale per le amministrative. Ovviamente si sono riaperte le urne alle 7, si potrà votare fino alle ore 15 e poi si apriranno le operazioni di spoglio. Nel caso in cui nessuno riuscisse ad ottenere la maggioranza dei voti al primo turno, si andrà poi al ballottaggio il 28 e il 29 maggio. 7 i nomi in corsa per la città di Vicenza, 15 le liste e ben 453 candidati consiglieri, questi per avere qualche numero. Per quanto riguarda l'affluenza, visto che è l'unico dato di cui disponiamo al momento, affluenza alle 23 di ieri, complessivamente nei 10 comuni al voto del Vicentino era del 44,02%. A Vicenza ha votato il 43,69% degli elettori, che corrisponde numericamente a 38.800 e più votanti sui circa 88.000 aventi diritto. Per quanto riguarda gli altri comuni interessati al voto in provincia, la miglior risposta in termini di voto è stata a Chiampo, che ha raggiunto ieri, sempre il dato delle 23, il 51,64%, a seguire 9 con il 51,08%, fanalino di coda Enego con il 32,71%, ma vado anche agli altri comuni. Quinto Vicentino con il 46,67%, Bolzano Vicentino con il 55,55%, Barbarano Mossano con il 43,33%, Castelgomberto al 42%, Rossano Veneto al 43%, Marostica al 40%. Ma tornando a Vicenza città, dove l'affluenza, come dicevo, è arrivata al 43,69%, il dato da rilevare è che è stata inferiore rispetto a 5 anni fa, dove però si votò soltanto la domenica, mentre il dato paragonato al 2013, in cui l'affluenza alle urne nella giornata iniziale si attestò al 46,6%. Non si sono registrati problemi nelle cabine elettorali, il flusso è stato costante, senza particolari intoppi. Noi ci riaggiorniamo più tardi per i nuovi dati e da Vicenza per il momento è tutto. Grazie davvero a Luisa Bertini e vi ridò gli ultimi due dati, che sono quelli di Verona: l'affluenza 46,86% contro il 58,46%, ed infine Rovigo 47,75% contro il 58,99% della scorsa volta. Chiudiamo per ora i dati relativi all'affluenza alle urne, ricordandovi sempre 14:30 l'appuntamento alla nostra maratona elettorale. Una notizia importante da questa notte di cronaca: si è allontanata da casa, rendendosi al momento irreperibile dal comune di Sernaglia della Battaglia, la signora Teodora Cosetto, classe 1947, ha difficoltà, perdita di memoria. Sono impegnati nelle ricerche coordinate dalla prefettura di Treviso i carabinieri, i vigili del fuoco, la polizia locale, i volontari della protezione civile. Chiunque dovesse vedere la signora Teodora o avesse notizie della signora Teodora può contattare immediatamente i carabinieri di Vittorio Veneto per dare notizie. I familiari sono ovviamente in questo momento angosciati, perché la signora si è allontanata e non si trova in questo momento più. Le ricerche sono già scattate, vedete la foto. Chiunque dovesse avere notizie della signora può contattare i carabinieri.
Ed ora andiamo invece a Padova, dove ne abbiamo parlato anche nelle scorse edizioni, degli studenti che si sono accampati davanti al davanti all'Università di Padova per il caro affitti, e vediamo come sta andando. Ce ne parla la nostra Chiara Gaiani. Chiara, buongiorno. Buongiorno da Padova, ci troviamo qui con Domenico Amico, che è coordinatore dell'UDU. Gli studenti universitari in protesta contro il caro affitti sono arrivati alla quinta notte, una protesta che sta andando avanti. Avete ricevuto visite eccellenti, ma da qua non vi schiodate, continuate a protestare, Domenico? Sì, pensiamo appunto di continuare, nonostante abbiamo avuto 3 diverse interlocuzioni con 3 soggetti, rispettivamente l'amministrazione col sindaco, l'università con la rettrice e il presidente dell'ESU. Il nostro obiettivo era fin dall'inizio poter avere un incontro con la regione, con l'assessorato all'istruzione, ma anche col presidente della regione, che in questi ultimi giorni ha rilasciato delle dichiarazioni a nostro favore. Sta di fatto che ancora non abbiamo avuto alcun tipo di interlocuzione con la regione. Ecco, nel frattempo c'è stato, un'idea che state mettendo a punto con il comune, Domenico, che è quella della creazione di uno sportello antitruffa, perché questa è una piaga nella piaga. Oltre ad avere affitti molto cari, anche tanti studenti vengono truffati. Sì, esattamente. Parto dicendo semplicemente che in 5 giorni abbiamo avuto l'occasione di poter portare avanti tantissimi temi. Siamo partiti dal caro affitti, dal denunciare il costo troppo elevato degli affitti, per poi arrivare a diversi punti. Con l'ESO abbiamo parlato delle mense gratuite, in quanto non abbiamo i soldi non solo per gli affitti ma per la vita universitaria in generale, e proprio ieri abbiamo iniziato a discutere anche di un tema che denunciamo da tempo, cioè quello delle truffe. Abbiamo iniziato a discutere e a trovare anche delle soluzioni per arrivare a settembre-ottobre preparati, perché il problema principale è arrivare all'inizio del nuovo anno, in cui gli universitari iniziano a trovare casa e vengono tempestati da annunci falsi, da contratti in nero, da contratti che non sono a norma della locazione turistica. E l'idea è appunto quella di creare un punto in cui gli studenti universitari sanno di poter andare, poter consultarsi, poter capire se effettivamente quel contratto sia a norma o se quell'annuncio sia effettivamente vero. Insomma, nasce dalla necessità che troppi studenti universitari subiscono truffe nei mesi di settembre-ottobre. Ecco, nel frattempo si prepara il pagamento della terza rata. Quanto dovrai versare, Domenico? Beh, per la terza rata io dovrò versare circa 1.000 euro. Per varie condizioni, dovute all'ISPE, dovute all'ISEE, per un totale quasi anno di 2.000 euro. Dovuto sicuramente a criteri anche economici e familiari, ma come dire, penso che la vita universitaria costa sempre di più e oggi non solo devo pagare le spese per le prossime settimane, in più mi devo ritrovare anche a dover pagare l'università. Ecco, questo è sicuramente un argomento di cui continueremo a parlare, continueremo a discutere. Ringraziamo Domenico Amico per la sua disponibilità e da Padova restituisco la linea allo studio. Grazie davvero a Chiara Gaiani. Una notizia di cronaca che arriva invece da Treviso, una rapina da Footlooker in Corso del Popolo a Treviso, praticamente quasi di fronte a Piazza Borsa, nel negozio di calzature, poco dopo le 11 di questa mattina. Secondo le primissime informazioni ci sarebbe stata una colluttazione fra i banditi e i commessi del negozio. I giovani impiegati sarebbero stati malmenati, uno di loro sarebbe stato portato via in ambulanza. Per accertamenti i malviventi sono riusciti a scappare portando via una certa quantità di scarpe. Sul posto sono arrivati subito gli agenti della questura che stanno compiendo le indagini. Ovviamente di questo fatto ne parleremo nel corso del telegiornale di questa sera. Sempre cronaca, ieri avete sentito di una rapina a Godega Sant'Urbano, dove i delinquenti si sono introdotti a casa di 2 anziani. Un anziano è stato colpito con una torcia. Fortunatamente abbiamo saputo ora dall'ospedale che l'anziano ricoverato comunque in osservazione sta meglio, è stabile. Ripercorriamo quello che è accaduto nel servizio di Cristian Arboit. È successo che i ladri sono entrati su questa porta qua e sono entrati, lui è uscito per vedere cosa era successo, l'hanno detto o i soldi o oro.
O denaro o gioielli, nessun'altra alternativa è stata contemplata dai due delinquenti che nella notte si sono introdotti in questa casa di via Borchia, a Godega di Sant'Urbano, aggredendo con la torcia il proprietario Giovanni Toffoli, 83 anni, per poi darsi alla fuga a mani vuote. Toffoli stava dormendo accanto alla moglie Pierina quando entrambi hanno sentito dei rumori sospetti. Sono circa le 3:30. Io ho sentito una porta che si muoveva, ma pensavo che fosse stata la gattina che ho in casa, ma la gattina era là con me. Mio marito ha sentito anche lui e è andato a vedere, ma ha visto su per le scale che era una torcia. Sì. E allora lui ha telefonato subito ai carabinieri. Pochi istanti l'anziano se li ritrova faccia a faccia sulle scale e qui i malviventi, vedendosi scoperti, non hanno alcuna pietà. L'hanno colpito qua con la pila. E lui si vede che è andato, la pressione è andata alta e lui non parla, no. Adesso è in ospedale. Mi ha detto che stava male. Io l'ho messo nel divano e là ha perso la parola. L'83enne viene portato in ospedale a Conegliano mentre i carabinieri iniziano subito le indagini. Si cercano almeno 2 uomini. La zona in passato è già stata nel mirino, come racconta questa vicina di casa. Ci sono stati ladri anche a casa mia, anni fa. Stavamo dormendo e ci siamo trovati la mattina la porta aperta. Le cose che mancavano, purtroppo soldi e oro. Lasciamo la cronaca e vi presento subito l'ospite che ci ha raggiunto qui in studio, che è Roberto Fava, amico degli alpini. Intanto ciao. Buongiorno. Buongiorno. E ben Buongiorno rientrato, so che ieri è stato alla dunata, allo sfilamento della dunata di Udine. Beh, Tempo a parte. Non solo lo sfilamento, ovviamente. No, però insomma è stato, lo ha visto di... Certo, infatti porto ancora un po' i segni, sono un po' raffreddato perché l'acqua presa ieri un po' lascia qualche posto. Che poi, fra l'altro, vi ricordo ancora che ieri abbiamo davvero avuto un record assoluto. Antenna 3 e Rete Veneta e Tele 4 sono state le televisioni più viste del nord-est. Oltre 1 milione di persone si sono incollate davanti alla televisione per vedere lo sfilamento, un'emozione come al solito unica nel vedere gli alpini sfilare, nonostante il tempo, nonostante la pioggia, ormai sono abituati loro. Ma infatti il tempo un po' metteva in dubbio la caparbietà degli alpini, che in realtà non si è manifestata, anzi è rimasta tale perché hanno sfilato veramente in tantissimi ed è stata la solita grande emozione, insomma, ecco, sfilare con loro. Ecco, e fra l'altro gli alpini che saranno presenti anche ad un evento importante, che è quello della festa, lo possiamo chiamare così, delle associazioni, e quindi gli alpini in prima linea di nuovo a Spresiano. Certo, allora in adunata come sempre si respirano quei valori che sono i valori portatori, no, che gli alpini portano in ogni occasione, che sono la fratellanza, la solidarietà, l'amicizia, l'allegria anche, no? E a Spresiano abbiamo da un po' di mesi programmato con loro una festa che mette assieme tutte le associazioni, e ovviamente lo spirito degli alpini ha contribuito a fare in modo che questa festa fosse veramente partecipata da tutti. Ci saranno 62 associazioni che saranno presenti in piazza per tutta una giornata e poi si riuniranno anche in una cena sempre organizzata dagli alpini, che vedrà compire, insomma, ecco. Poi dietro ci sono non solo l'aggregazione tra le associazioni, che diciamo oggi è un percorso obbligatorio, no? Perché il fare rete, fare squadra. Fare squadra, perché insomma anche post-Covid ci lascia una crisi di partecipazione anche a livello associativo che purtroppo, ahimè, è palpabile, insomma, ecco, anche perché un po' l'età avanza anche per molte associazioni. E questo tipo di iniziativa, ripeto, con l'organizzazione fatta dagli alpini diventa ancora più aggregativa, è proprio per dare questo spirito di unione e di condivisione di tutti i programmi che le associazioni hanno nel territorio. Poi dietro c'è anche un progetto sociale con arriviamo proprio a questo, c'è anche uno degli obiettivi, è quello dell'inclusione. Sì, noi abbiamo 3 associazioni
di ragazzi portatori di handicap di diverse tipologie. Le abbiamo messe insieme per confezionare anche un progetto di inclusione per questi ragazzi che faranno una sorpresa. Beh, intanto partecipano all'organizzazione, che questo per loro è già tantissimo, però la cosa meravigliosa è che hanno voluto preparare una sorpresa per tutte le altre associazioni, che poi durante la cena sarà esposta, per cui dietro a tutti questi valori e questi significati di territorio e di associazioni di aggregazione c'è anche un progetto di aggregazione sociale, di inclusione sociale, che per me, che sono assessore sociale, ha molto valore e molto significato. Ecco, fra l'altro, per far capire insomma ai telespettatori, ci sarà un percorso dove insomma ci saranno le varie associazioni che accoglieranno i cittadini, speriamo tempo permettendo, insomma. Ma noi contiamo che il tempo sia bello sicuramente. No, se no si farà come gli alpini. Non abbiamo paura. Non c'è paura. Tutte le varie associazioni, quelle sportive, quelle culturali, si esibiranno, quindi avranno uno spazio dedicato, insomma il calcio, il basket, il volley, il karate, il judo, cioè tutte le associazioni possono mostrare, e poi avranno ovviamente i ragazzi che giocano. Quelle culturali, ci saranno concerti, ci saranno esibizioni di danza, e abbiamo creato anche un calendario di eventi, no? Dove i cittadini che vengono sanno che alle 3:30 possono incontrare e vedere lo spettacolo di questa associazione, alle 16 quello successivo, e quindi è una sorta di itinerario all'interno del quale abbiamo anche messo delle attrazioni per i più piccoli. Ci sarà uno spettacolo di bolle, ci saranno i giocolieri, quindi proprio una festa una festa per i cittadini. Per i cittadini, dove si possono incontrare, vedere le esibizioni delle varie sezioni, quindi che queste mostreranno i loro talenti proprio in piazza, e in più anche far divertire i più piccoli, insomma, perché ovviamente saranno attratti anche da queste attrazioni. Ecco, fra l'altro ci sarà anche una curiosità, quella della pesca. Sì. L'associazione dei pescatori aveva proposto di mettere delle vasche proprio per fare la pesca vera, no? con le trote, con tutti i pesci nostri locali, però insomma, in periodo di siccità qualche tempo fa gli abbiamo detto, insomma, riempire queste vasche per fare questa dimostrazione ci sembrava un pochino fuori luogo in questo momento, quindi loro comunque faranno una gara di pesca con i bambini, però le canne da pesca saranno con le calamite, dove si pescano dei pesci finti, però ci saranno gli acquari dove mostreranno anche tutti i nostri pesci locali, dalle carpe, le trote, insomma tutto quello che c'è nei nostri laghetti, nei nostri torrenti, nel fiume Piave, eccetera, e anche quello sarà molto interessante. Abbiamo l'aeromodellismo con un simulatore di volo anche in piazza, quindi sempre per i più piccoli questa è una cosa straordinariamente interessante, insomma. Ecco, vogliamo ricordare l'appuntamento, a che ora? L'appuntamento è per sabato prossimo dalle ore 15 alle ore 19 e insomma, tempo permettendo sarà una bella festa, ecco, per tutti. Giusto perché se dovesse piovere ci sarà lo stesso, verrà spostata? Guarda, al momento non ci pensiamo, noi contiamo. Siamo ottimisti? Siamo ottimisti, vogliamo che si svolga, e insomma se il tempo sarà un po' incerto si svolge ovviamente lo stesso. Nel caso in cui il tempo non sia incerto, la cena e quindi la conclusione della festa ci sarà lo stesso, però insomma vedremo. Questa è la seconda edizione? Questa è la seconda edizione, la prima è stata fatta un po' come prova, e abbiamo visto che c'è veramente tanta esigenza di aggregarsi, di trovarci insieme, e quindi l'abbiamo riproposta in una forma un po' più strutturata, un po' più organizzata, e lo sarà anche il prossimo anno. Il prossimo anno contiamo di fare addirittura un libro di tutte le associazioni da distribuire nelle famiglie. Abbiamo anche quest'anno integrato la pagina del sito comunale con la visibilità di tutte le associazioni, dove mettono i loro programmi, cioè è un tentativo proprio di aggregare, di far squadra, di far rete, perché è la strada obbligata che abbiamo per tenere vive la nostra comunità a livello associativo. Ecco l'importanza delle associazioni, è proprio questa, l'importanza delle associazioni nel territorio. È fondamentale. Ripeto, il Covid ci lascia degli strascichi notevoli, poi anche un po' insomma un modello di società che dobbiamo tenere fermo e saldo in quei valori che sono rappresentati proprio dalle associazioni, quindi dobbiamo fare tutto il possibile perché rimangano il vero cuore pulsante delle nostre comunità, tutte queste associazioni, e ripeto,
con gli alpini abbiamo insomma, una carta vincente sempre quando si parla di questo. Anche perché insomma, di valori gli alpini li insegnano e li tramandano ormai di anno in anno, anche durante questi 3 giorni certo, di festa. Si respiravano chiaramente, insomma, io non ho fatto l'alpino ma sono da 20 anni iscritto come amico, gli dico sempre a loro noi siamo il futuro, perché ovviamente, però insomma se si ristabilisse un piccolo periodo di leva magari avremo delle nuove generazioni, però l'importante è che ecco, ieri ho visto che c'era anche la Presidente Meloni, certo, che ha detto insomma... Infatti io ho sentito le dichiarazioni, però quello che è importante è che quei valori vengano testimoniati costantemente, al di là della bellezza nel vedere, certo, comunque tutte queste persone e questo sfilamento, ma è il significato di quello sfilamento che noi dobbiamo portarci sempre, certo, nel cuore, che è il valore che loro esprimono e che non è solo loro, deve essere di tutti. Per questo benvengano le manifestazioni, benvengano quello che si fa con loro, ma perché? Perché nel farlo loro trasmettono questi valori importanti, e quello che faremo a Spresiano è proprio questo, trasmettere e incentivare a questi valori. E ci saranno loro che aiuteranno a fare questo. E li ringrazio fin da ora, perché insomma ovviamente senza si fa fatica. Ti ringrazio davvero, grazie, Roberto, Daniela, per essere stato con noi, grazie davvero. Grazie. Io ho visto che si era collegato, grazie. Si era collegato il direttore generale, che intanto saluto, direttore generale dell'ULSS 2, sì, Francesco Benazzi, buongiorno. Saluto anche l'assessore, buongiorno. Noi ci fermiamo però, le chiedo proprio di attendere 2 minuti, ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, poi torniamo subito in studio e ovviamente apriremo la pagina sanitaria. Grazie. Pubblicità. Siamo tornati nuovamente in studio e una notizia sola di cronaca, una persona è precipitata sul bosco Penne Mozze a Cison di Valmarino, sarebbe deceduta, è arrivato lì l'elicottero, il soccorso alpino, ovviamente ulteriori notizie riguardo a questo nel corso del nostro telegiornale questa sera alle 19:30. Lo vedo già sullo schermo, l'avevo salutato, lo ripresento. Il direttore generale dell'ULSS 2, Francesco Benazzi, buongiorno. Dunque, dottor Benazzi, intanto partiamo da una notizia. Abbiamo sentito insomma tanti trevigiani a letto per delle virosi, ce ne sono parecchie in giro. Sì, ce ne sono parecchie, noi facciamo ancora tamponi nasali, tamponi faringei che risultano positivi sostanzialmente per i virus parainfluenzali tipo 3, che sono quelli più virulenti, che portano effettivamente a febbri e a mal di gola, e poi gli adenovirus, che purtroppo sono virus che circolavano prima del Covid, poi con le mascherine il Covid diciamo faceva parte da padrone, quindi sostanzialmente riusciva ad evitare l'espansione di altri virus, e quindi abbiamo avuto 2 anni e mezzo dove ovviamente con le mascherine, con le protezioni, ma anche perché non circolava, questo virus non circolava, e quindi diciamo che noi non avevamo e non abbiamo più sostanzialmente, abbiamo impoverito il nostro sistema anticorpale, e quindi di conseguenza senza mascherine eccetera siamo purtroppo caduti dopo questi 2 anni e mezzo, 3, a riprendere i virus che una volta si prendevano meno perché l'organismo aveva fatto le difese anticorpali. Questi producono chiaramente febbre, mal di gola, qualche gastroenterite importante, e quindi bisogna stare 2 o 3 giorni a letto, prendere antipiretici, bere molta acqua, evitare ovviamente di alzarsi, di stressarsi, perché possono essere molto anche debilitanti. Ecco, ci sono anche stati ricoveri per queste virosi oppure no? Sì, soprattutto nei bambini, abbiamo avuto bambini piccoli con gastroenteriti e in qualche anziano che naturalmente, raramente, però soprattutto il virus parainfluenzale tipo 3, che è un po' più virulento, ha portato a qualche ovviamente broncopolmonite, però pochi casi, quindi per fortuna molto racchiusi in una mano. Ecco, fra l'altro, direttore, tra le varie malattie invece insomma che sono un po' riemerse, che non avevamo un po' dimenticato, che sono tipo la malaria, la scabbia, invece insomma ci sono stati anche dei ricoveri in malattie infettive, e quindi sono tornate queste malattie, ma forse non solo, ce ne sono altre.
Beh, sì, sono tornate. Beh, intanto quando parliamo di malaria parliamo ovviamente di una patologia, di una malattia tropicale che colpisce in tutto il mondo 200 milioni di persone ogni anno, quindi non qualcosa da poco. Beh, questa purtroppo è tornata. Noi abbiamo fatto dall'inizio dell'anno 43 test per sospetta malaria e abbiamo trovato 10 positivi. Ricordo a tutti che la malaria, essendo un plasmodium, ce ne sono 4 tipi, cioè la falciparum, la vivax, l'ovale e la malaria, ecco, quella diciamo più conosciuta. Si sviluppa nel sud-est asiatico e nell'Africa subsahariana e purtroppo diverse persone che sono andate soprattutto in Africa o nel sud-est asiatico che pensavano di essere protetti perché avevano fatto la profilassi a suo tempo chiaramente con l'artemisina e pensavano quindi di avere anticorpi, sono tornate e naturalmente hanno sviluppato la malaria. La malaria c'è un vettore che è l'Anopheles, ce ne sono 60 tipi ecco, nel mondo che possono trasmettere di queste zanzare, che fanno da vettori, quindi portano sostanzialmente, ecco, poi con la puntura naturalmente portano il plasmodio all'interno del sangue e si scatena la malaria. Ricordo anche a tutti che purtroppo essendo una malattia intermittente è possibile che dopo qualche anno, qualche mese possa ritornare nonostante che si faccia appunto la terapia con l'artemisina. C'è anche un vaccino, lo stanno sperimentando, viene utilizzato soprattutto nell'Africa subsahariana, però anche questo non è detto che poi vada a proteggere sostanzialmente il soggetto e quindi creare una situazione tranquilla. Però devo dire che anche noi, quei 10 casi che abbiamo avuto, le malattie infettive hanno fatto la diagnosi clinica e poi la nostra microbiologia ha fatto la diagnosi microscopica e hanno identificato appunto il plasmodio. 10 casi non sono pochi, però bisogna anche dire la verità che col discorso che causa il Covid poi nessuno ha pensato di rifare di nuovo gli esami e quindi di vedere gli anticorpi, sono andati e purtroppo in quelle situazioni, in quelle aree è facile riprenderla. Bisognerebbe usare ovviamente zanzariere, bisognerebbe usare insetticidi e spalmarsi poi intorno al corpo dei repellenti, però nonostante questo spesso e volentieri troviamo delle forme che non rispondono neanche a queste difese e quindi possono crearsi appunto degli attacchi importanti, una recrudescenza legata appunto alla resistenza che si sta creando. Ecco, per quanto riguarda invece la scabbia, sì, abbiamo rilevato anche qua qualche soggetto, soprattutto soggetti che arrivano dalla rotta dei Balcani. Voi sapete che la scabbia, il Sarcoptes scabiei humanis, è sostanzialmente è una bestiola che si annida nella pelle, all'interno della pelle, si crea un cunicolo, è un acaro e questo si trasmette anche con i materassi, cioè se una persona che ha la scabbia dorme in un materasso e poi sull'altro materasso va un'altra persona o c'è un contatto pelle a pelle o nei rapporti sessuali, purtroppo questo si trasmette. Lo troviamo in situazioni igieniche dove ovviamente magari tanti migranti insieme o tante persone che stanno in superaffollamento, è possibile che ci possano in condizioni igieniche scarse, è possibile che si creino queste situazioni. Ci sono altre malattie che sono tornate, che insomma un po' noi insomma avevamo dimenticato, ecco, che comunque non erano tanto presenti. Tornate l'abbiamo sempre avuto la tubercolosi, anche questa fa parte ovviamente di quelle malattie a trasmissione diretta con le goccioline di saliva, anche questa però, a differenza della scabbia, in particolare della malaria, già negli anni ne avevamo e abbiamo sempre continuato ad averle, non solo ovviamente nei migranti, ma anche nella popolazione nostra, che è dovuta ovviamente a basse difese dell'organismo, quindi può esserci. Altre patologie, diciamo, di ordine di trasmissione legate soprattutto o agli migranti o comunque agli spostamenti in altre, sì, sono il tifo e il paratifo, ma si ha soprattutto quando si va nei paesi tropicali ed estate, quindi si mangiano verdure non lavate, quindi, oppure altri cibi che non sono stati contaminati. In questo caso altra tipologia è proprio questa, dove si hanno scariche importanti perché attacca il sistema gastroenterico con febbre alta, e anche qui ovviamente si fa poi una terapia oppure si fa
il vaccino prima. Ecco, direttore, insomma, il Covid è diventato ormai endemico, però ricordiamo che c'è ancora, insomma, casi se ne trovano ancora, se non in forme comunque ovviamente meno importanti di quelle che abbiamo imparato a conoscere. Sì, devo dire che oggi abbiamo 5 ricoveri sostanzialmente che sono Covid per caso entrati in ospedale. Noi facciamo ancora i tamponi e anche per questo troviamo anche altri virosi ovviamente. E abbiamo trovato 5 casi e le persone sono state isolate. È chiaro che per fortuna sta diventando endemico e quindi siamo più tranquilli. Qualche caso purtroppo magari in persone non vaccinate che lo hanno contratto oggi troviamo ancora un interessamento polmonare, ma sono molto poche e ringraziando Dio stiamo andando verso la fine di questo dramma che si è chiamato Covid-19. Sempre medici in prima linea, perché da quando è iniziato il Covid, sempre, però da quando è iniziato il Covid che c'è stato davvero un problema enorme nel gestire adesso con le virosi il fatto appunto come ci diceva lei che sono state tolte le mascherine, quindi ovviamente le persone hanno avuto qualche problema in più, sempre comunque in super lavoro i medici. Sì, noi il nostro super lavoro comunque perché le malattie, diciamo pure che c'è un invecchiamento della popolazione, perché sono vecchio io ma si invecchia, la popolazione invecchia e quindi è chiaro che più si invecchia e per fortuna abbiamo nel Veneto poi una speranza di vita diciamo di 84 anni, quindi molto importante, perché quando si parla di speranza di vita vuol dire che si arriva bene a 84 anni. Ciò significa che per arrivare bene a 84 anni bisogna anche utilizzare medicine, fare visite, si va in ospedale, eccetera. Quindi l'impegno dei medici sia a livello del territorio sia a livello dell'ospedale è aumentato per l'invecchiamento della popolazione. Quindi viviamo di più, ma grazie ovviamente alle cure viviamo di più. Poi ovviamente c'è un altro discorso che dobbiamo recuperare, ce lo siamo detti tante volte, dobbiamo recuperare interventi chirurgici sospesi nei 2 anni, stiamo facendolo, e liste d'attesa legate ovviamente a una richiesta che è implementata al 25%, direi addirittura al 30% quando parliamo della tutta la parte radiodiagnostica, quindi TAC, risonanza, RX, ecografie, perché giustamente le persone hanno bisogno di fare delle visite per capire attualmente il loro stato di salute. Ecco. Quindi i medici che sono meno sono più impegnati di prima. Però ecco, noi ci scusiamo sempre con le persone che devono aspettare, però credeteci, ci stiamo impegnando molto, noi la Regione Veneto, per dare delle risposte più veloci possibili. Ci stiamo lavorando, noi attendiamo quel benedetto 2024 come l'anno della rinascita, perché significa avere medici in più che si specializzano, quindi potenzialità maggiori per lavorare meglio. Ecco, diceva direttore che sono aumentati la richiesta di esami nell'ultimo periodo, anche perché per 2 anni ovviamente si erano ridotte al minimo proprio per il Covid e quindi in questo momento la gente chiede di fare più esami. Sì, chiede di fare più esami, dopo ovviamente anche i nuovi medici che sono inseriti, nuovi perché c'è stato un turnover, cioè c'è stato nel baby boom di quando mi sono laureato io, che eravamo tantissimi, questi classe, diciamo, partendo dalla classe 55 in giù fino alla classe 59 sono andati in pensione. Sono andati in pensione anche tanti per lo stress, 2 anni di Covid, erano stanchi. Per cui è chiaro che abbiamo meno medici e ci sono medici giovani. Il medico giovane che arriva, che non conosce il paziente, ovviamente per inquadrarlo ha anche bisogno di esami strumentali e anche di esami del sangue, eccetera. Quindi chiaramente per far questo deve fare delle richieste ed è umano, è normale, è professionale sostanzialmente. E quindi di conseguenza noi abbiamo in certi settori, dico un esempio, risonanza magnetica lombosacrale, risonanza magnetica polmonare, addominale, eccetera, un aumento del 35%. TAC aumento del 20% e ecografia aumento del 30%. Quindi è chiaro che con questa mole d'esami che non li possiamo fare in 10 minuti, e ricordo a tutti che un TAC addominale sono 30 minuti, che una risonanza alla prostata è circa un'ora tra immagini, eccetera.
Quindi è chiaro che i tempi si sono molto dilatati, gli esami sono aumentati con un numero inferiore di professionisti, di medici. Quindi ecco perché ci sono liste d'attesa. Dopo noi stiamo tentando sempre di più nelle risonanze, cioè soprattutto dove abbiamo bisogno, abbiamo aperto il sabato, stiamo ragionando se riusciamo a trovare qualche radiologo in più adesso, in qualche modo, di aprire anche la domenica, in modo tale da dare il massimo della potenzialità dell'offerta. E poi chiediamo sempre un po' di pazienza perché, credeteci, stiamo facendo quello il massimo, cerchiamo di fare il massimo, capendo benissimo che c'è bisogno di dare risposte. Direttore, la ringrazio davvero, la ringrazio per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie, buon lavoro. Buona giornata, Grazie a lei, buon lavoro. Noi torniamo a parlare di cronaca perché oggi c'è stato nuovamente un sopralluogo a Preganziol, dove ieri è scoppiato un grosso incendio che è stato davvero una nottata di paura. Ripercorriamo la giornata di ieri. Oggi vi ho detto sopralluogo, ancora i vigili del fuoco per accertare l'origine di questo rogo. L'esplosione e poi le fiamme. Dopo una notte di paura e mobilitazione non resta più nulla del Primarket, il grande magazzino cinese nell'area del Lando di Preganziol, solo macerie e tanti focolai da domare. Le operazioni sono andate avanti per tutta la giornata. Dobbiamo spegnere gli ultimi focolai all'interno ed è un po' problematico appunto perché il tetto è pericolante e quindi sì, dobbiamo andare un attimo con calma. L'allarme scatta a luna di notte quando sul posto arrivano squadre di vigili del fuoco da Treviso, Castelfranco, Mestre e Asolo con 3 autopompe, 4 autobotti, 2 autoscale, un carro aria, 30 gli uomini al lavoro. Il rogo esteso riguarda articoli di abbigliamento, casalinghi, elettrodomestici. Tanti residenti dell'area vengono tirati giù dal letto. A stanotte abbiamo visto fumo e una fiamma così alta che non era da spendere perché guarda, era una roba incredibile. Un po' impossibile. Questa notte ho visto delle fiamme che molto elevate anche perché c'era una luce fortissima. Stamattina esco e vedo appunto che c'era la fuligine sulla macchina e poi ci siamo resi conto che effettivamente c'era stato un forte incendio. L'odore è acre, sul posto anche l'ARPAV per i rilievi, ma una volta domato il grosso delle fiamme, dalla gestione dell'emergenza si passa all'attività di indagine con i carabinieri che continuerà anche nelle prossime ore. Una volta spenti tutti i focolai verranno fatte tutte le indagini del caso. Al momento non si esclude nessuna pista, a partire da quella dolosa, troppi depositi di merce andati in fiamme nell'ultimo periodo. Il sospetto è forte tra residenti e chi frequenta la zona. Danni? Salvato tanto qua. E gli ha fatto i danni perché non è vabbè così, perché mie robe vedo come che sei. Mie robe vedo come che sei qua, perché sono un piccolo impresario e so come che sei robe. Non è un cortocircuito, oggi gli impianti sono super sicuri. Impossibile che ci sia un cortocircuito. Le protezioni scattano automaticamente e poi chissà perché fatalità sempre alle 2 di notte. Questo è da porsi una domanda, per me è doloso, come lo sono tutti quanti gli altri. Ma la pista del dolo porta anche da un'altra parte, quella delle baby gang. C'è chi conferma come nell'area ci siano ragazzini in azione da tempo. E siccome venivano sopra il tetto, perché hanno sforzato le scale di ferro, quindi siccome venivano sopra il tetto, quindi non vorrei mai che fossero stati loro. Non solo, il vicino ristorante cinese sarebbe stato oggetto di minacce e ingiurie scritte con lo spray sono ancora visibili. Io ho sentito, ma anche minacciato è nato la casa perché lui sta lavorando adesso e in questo momento non possiamo dare risposte. Insomma, un incendio tutto da chiarire. Lo stesso sindaco si è recato sul posto e resta in attesa di evidenze. Vista la situazione è doveroso non escludere nessuna pista, nessuna via, quindi insomma confidiamo davvero che le indagini vadano a fondo per arrivare a capire, se possibile, che cosa è successo in queste circostanze. L'incendio, come avete visto dalle immagini, ha riguardato l'intero stabile, interessando anche i negozi e gli uffici vicini, pesantissimi danni. I proprietari sono davvero preoccupati. Io sono stato allertato circa all'1:30 che appunto
la signora del bar mi ha chiamato dicendo che stava andando tutto a fuoco. Io logicamente sono corso qua e non ho fatto altro che appurare che le fiamme erano alte, gli operatori dei Vigili del Fuoco erano moltissimi. Adesso appunto stiamo aspettando il funzionario dei Vigili del Fuoco che dia un responso su cosa, come dobbiamo comportarci, che cosa possiamo fare. Adesso vedremo appunto come fare, perché ripeto, non ho la più pallida idea di come si debba agire in certi casi. Sono preoccupati e smarriti i titolari delle attività adiacenti al Primarket. Lo stabile è lo stesso, fumo e fuliggine hanno ricoperto scaffali e merce in esposizione. Bisogna capire se i problemi di staticità della copertura riguardano anche la loro parte. Oltre alla toilettatura di Nicola Cerolina ci sono il bar Infinity, un'erboristeria, un negozio di vaporizzatori e un ufficio. Credo che danni ce ne siano, non so. Di che ufficio si tratta? Il mio è un ufficio qua sopra, un ufficio commerciale, comunque vabbè, ora controlliamo tutto. Al primo piano dello stabile anche l'impresa di Paola Mema, la cui apertura era imminente. I mobili, ci spiega, erano nuovi di zecca. Stavo aprendo un'attività di corsi per le unghie e ancora dovevo aprirla, quindi diciamo che a giugno sarebbe dovuto essere operativo, però a questo punto sì, non si sa come prosegue la situazione, quindi ancora non ho fatto in tempo a iniziare. Ancora non aveva aperto, avevamo appena finito di fare i lavori e niente, adesso bisogna capire se c'è tutto da buttare oppure si può recuperare qualcosa. La proprietà dell'immobile resta in attesa di rilievi congiunti di carabinieri e vigili del fuoco. I danni ammontano a centinaia di migliaia di euro. Nelle prossime ore dovranno muoversi necessariamente anche le assicurazioni. Ed un altro incendio è scoppiato a Padova in un appartamento di studenti, poteva avere conseguenze davvero tragiche. Sentiamo. Un pentolino lasciato sul fuoco, una prima esplosione, il risveglio e le fiamme. Quella che è stata una disavventura poteva essere una tragedia in via Palestro a Padova domenica mattina alle 4. Fuoco in un appartamento abitato da 4 studenti stranieri. Forse una pentola dimenticata sui fornelli ad innescare il rogo, su cui stanno ancora indagando i vigili del fuoco. Ad accorgersene subito Mustafa Koli, 28enne del Gambia, che ha prontamente svegliato i coinquilini. Subito si sono messi all'opera per spegnere le fiamme, accorgendosi che l'incendio partiva proprio dal fornello. Il 28enne si è lanciato tra le fiamme e ha chiuso la valvola del gas, evitando tragiche conseguenze. In pochi secondi le fiamme si sono placate, scongiurando esiti peggiori. Sul posto i vigili del fuoco, che hanno definitivamente spento il rogo e messo in sicurezza l'appartamento. Ed ora l'ho visto già sullo schermo, vi presento l'ospite Luca Trivellato, presidente C Agricoltori di Padova. Buongiorno. Buongiorno a tutte le telespettatrici e telespettatori, buongiorno, grazie dell'invito. Buongiorno. Insomma, abbiamo parlato davvero per giorni di siccità, adesso invece da giorni sta piovendo, una tregua oggi, ma già domani torna il brutto, torna la pioggia, però questo insomma può creare delle criticità nell'agricoltura. Sì, assolutamente, è una nuova sfida di nuovo per il nostro comparto. Il problema è la siccità, è un problema che comunque rimarrà in prospettiva estiva. Le piogge di questi giorni hanno aiutato sicuramente la parte agricola, a parte situazioni di criticità particolari che abbiamo rilevato nella bassa padovana, Castelbaldo, Borgo Veneto e quella zona lì, insomma. Problemi rispetto a questi grossi momenti di precipitazioni sono quelle del ristagno idrico per quanto riguarda le colture. E l'ulteriore elemento che si associa a questo sono gli sbalzi termici, che ovviamente provocano delle difficoltà per quanto riguarda la parte diciamo di colture che sono in un momento più precoce, come può essere il mais. Sbalzi termici che si sono rilevati ovviamente in occasione delle piogge. Ecco, quindi insomma si aspettava l'acqua tantissimo, però insomma ne è arrivata e ne sta arrivando anche troppa.
Esattamente, è quello che stiamo denunciando da diverso tempo. I cambiamenti climatici, l'emergenza climatica pone queste criticità all'ordine del giorno. A periodi lunghi di carenza idrica si associano momenti invece di concentrazioni di precipitazioni che possono diventare quindi critici quando parliamo di 100-120 millilitri di pioggia nell'arco di poche ore. È chiaro che dopo il sistema rischia di andare in tilt. Questo fortunatamente non è successo, se non per alcune zone. Fortunatamente questo momento di calma dalle piogge ha permesso il deflusso delle acque. Adesso attendiamo quello che succederà nei prossimi giorni. Ecco, quali sono i prodotti quelli che sono più a rischio? Lei diceva insomma il mais, quali sono i prodotti che rischiano maggiormente? Rispetto alle colture diciamo a pieno campo per quanto riguarda i seminativi, il mais è nel momento iniziale della vegetazione, per cui ovviamente i ristagni idrici possono provocare delle difficoltà alle piantine. Per quanto riguarda il frumento, dall'altro lato, che siamo al momento della formazione della spiga, la pioggia appesantisce la pianta e quindi la grossa forza del vento che è stata assieme a questi momenti di precipitazione hanno steso diverse parti delle nostre colture, per cui anche questo crea un problema. L'altro elemento che si va ad associare è che nel momento in cui la pioggia cede il passo al sole, alla parte soleggiata, c'è un aumento ovviamente della parte umida, dell'umidità presente nei campi, e questo può generare delle difficoltà per quanto riguarda la gestione fitosanitaria delle coltivazioni, perché le malattie fonginie appunto si sviluppano in presenza di caldo e di alta umidità. Le altre colture in difficoltà, questo invece per quanto riguarda lo stress termico, riguardano ovviamente tutta la parte orticola. Ecco, Presidente, di cambiamenti climatici purtroppo ne abbiamo parlato spesso ed è una problematica che stanno affrontando insomma anche a livello mondiale. Per il vostro settore sta diventando un problema non indifferente, perché questi cambiamenti repentini di siccità per giorni e poi per settimane piogge davvero rischia di mettere in ginocchio un settore. Che cosa si può fare di più? Assolutamente, noi ovviamente proprio per la tipologia di attività che svolgiamo all'aria aperta, i cambiamenti climatici e quindi gli effetti dei cambiamenti climatici siamo i primi a subirli. Che cosa si può fare? Da un lato c'è la necessità di ragionare sulle colture da mettere in campo per i prossimi anni e dall'altro lato ragionare più a lungo termine rispetto a opere che siano necessarie, che si rendono necessarie per quanto riguarda la nostra attività, per cui delle opere che permettano di trattenere l'acqua nel momento in cui questa cade e di rilasciarla nei momenti di siccità, perché questa pioggia che abbiamo visto in questi giorni comunque al 90% defluisce a mare, per cui quella che tratteniamo è solo il 10% e quindi a lungo termine non abbiamo avuto una soluzione per quanto riguarda le riserve che ci serviranno nel periodo estivo, ma sicuramente gioviamo per dove non ci sono stati elementi diciamo appunto di ristagno idrico, gioviamo di queste piogge per le colture. Ecco, opere che assolutamente vanno pensate per i prossimi anni, visto ormai insomma che sta continuando d'estate, d'inverno, ormai sempre. Sì, assolutamente, noi ci troviamo con una riserva di neve sulle montagne che è estremamente ridotta rispetto agli anni precedenti. Prima delle piogge avevamo le falde che erano sotto di 7-8 metri rispetto alla media e adesso aspetteremo i risultati delle verifiche che faranno anche ARPAV per verificare lo stato delle falde, per cui delle nostre riserve sotterranee. I laghi ovviamente hanno giovato di queste piogge. Rimane l'incognita per quanto sarà il periodo estivo in funzione delle temperature e in funzione dei venti. Ecco, se dovesse continuare a piovere, come sembra insomma dalle ultime previsioni, parlano già domani di nuovo del cambiamento, di nuovo piogge per diversi giorni. Sì, ci aspetta una settimana di nuovo di precipitazioni, vedremo le intensità ma soprattutto il periodo di tempo nelle quali si daranno queste intensità, queste piogge. Sappiamo che in Emilia Romagna c'è già un'allerta diramata,
il Veneto sembra che insomma le piogge ci saranno ma non saranno così tanto abbondanti, rimaniamo su quello che dicono le previsioni e staremo a vedere insomma le situazioni che si daranno. Per quanto riguarda la parte agricola, la nostra organizzazione, come le altre presenti sul territorio, monitorerà la situazione e ovviamente dopo prenderà posizione in funzione di quello che succederà in questi giorni. Poi fra l'altro, Presidente, proprio Padova è stata una delle zone, quando è arrivato insomma il brutto tempo, che è stata maggiormente colpita. Sì, se ricordate 2 o 3 settimane fa c'è stato un fenomeno temporalesco di grandine molto importante sempre nella bassa padovana, e anche settimana scorsa diciamo che gli effetti di questa pioggia si sono avuti soprattutto nella parte della bassa padovana sempre. Sono fenomeni che sono concentrati nel tempo ma anche concentrati nello spazio, per cui abbiamo dei veri e propri acquazzoni con riduzione importante delle temperature in zone localizzate, per cui è anche difficile in qualche modo prevederli e anche adottare delle misure di conseguenza. Insomma, quello che è importante per il nostro settore è quello di trovare le strategie per garantire da un lato la redditività delle nostre aziende agricole e quindi la possibilità di continuare nel futuro la nostra attività, che è anche di presidio del territorio. Presidente, la ringrazio davvero, grazie davvero, insomma, speriamo che insomma, piova ma non insomma, in quantità non imponente, per non creare ulteriori danni poi, insomma, perché si dice sempre c'è bisogno di acqua, però poi tanta acqua insieme in un tempo ristretto poi crea comunque dei danni. Esattamente, vi ringrazio dell'interessamento e vi auguro una buona giornata. Grazie, buona giornata e buon lavoro, grazie. Noi andiamo avanti con la cronaca e andiamo a Padova, perché dopo la paura sta meglio un bambino di 3 anni che ha rischiato di soffocarsi mentre usciva da scuola a Conselve. A salvarlo la maestra e un infermiere che gli hanno praticato la manovra di Heimlich. Il servizio. È fuori pericolo, ricoverato all'ospedale di Schiavonia, il bambino di 3 anni che ieri ha rischiato di morire soffocato per colpa di una caramella. La tragedia sfiorata fuori dalla scuola di Conselve. Il piccolo stava correndo verso la mamma quando all'improvviso la caramella è andata di traverso. Una scena vista da una maestra che ha iniziato subito le prime manovre di soccorso. Per fortuna sul posto c'era anche un infermiere soccorritore del servizio di ambulanze pronto Conselve che era andato a prendere a scuola la figlia. Vidi il bambino tra le braccia di una docente che iniziava le manovre di Heimlich. Preso il bambino tra le braccia, le ho portate a termine con le percussioni dorsali, dislocando quindi quel corpo estraneo che era una caramella che il bambino aveva malamente ingerito. Ancora una volta la manovra di Heimlich fatta tempestivamente è stata fondamentale per salvare una vita. Qualsiasi corso di primo soccorso possiamo apprendere quelle piccole manovre che diventano poi fondamentali come questa nel disostruire le viere, in questo caso di un bambino piccolo, dove andiamo a percuotere tra le scapole con un'azione decisa dal basso verso l'alto, lateralmente al collo, più volte per appunto esercitare questa compressione per espellere il corpo estraneo dalle vie aeree del bambino. Manovre semplici che possiamo acquisire in corsi di primo soccorso come la rianimazione cardiopolmonare. Sensibilizzare fin da piccoli ad apprendere queste tecniche è importante, per questo negli ultimi anni sono aumentati i corsi di primo soccorso che vengono fatti a scuola. Dovrebbe essere questo un patrimonio che appartiene a ciascuno di noi, già nella fase scolastica, formativa, educativa, che parte fin dagli 8 anni fino all'età maggiore, e questo come ricchezza personale nel saper quindi approcciare e affrontare una qualsiasi situazione tempo dipendente. Qualsiasi mezzo d'emergenza, per quanto prontamente disponibile, non potrà mai essere in un luogo ed esercitare queste manovre se non già presente in pochissimi minuti. E continuiamo con la cronaca, sempre Padova, fine settimana di controlli dei carabinieri nelle strade e nei locali dell'Alta Padovana, vediamo qual è il bilancio. Sono 120 le persone controllate dai carabinieri della compagnia di Cittadella in collaborazione con la squadra intervento del 4° Battaglione Veneto nello scorso fine settimana, nel corso di un servizio mirato al contrasto degli eccessi della movida, soprattutto tra i giovani. Fermati anche una 50 di veicoli. I militari sono entrati in una dozzina di locali accompagnati dai colleghi del Nasti Padova, che hanno verificato le condizioni igienico-sanitarie e la genuinità dei prodotti somministrati.
Torna in carcere uno spacciatore tunisino accusato anche di aver abusato di una minorenne. Continuava a spacciare nonostante fosse sottoposto al divieto di tornare nella provincia di Padova. Torna in carcere il pusher tunisino già arrestato dalla squadra mobile di Padova lo scorso 1° maggio, indagato anche per violenza sessuale nei confronti di una 14enne a cui aveva venduto la droga. In quell'occasione, durante la perquisizione in casa, i poliziotti avevano trovato nella sua abitazione 12 dosi di cocaina e dell'hashish. Gli agenti hanno controllato i suoi movimenti in queste settimane e lo hanno visto tornare più volte nell'abitazione e poi spacciare. Un cliente fermato dai poliziotti ha raccontato che si era rifornito da lui almeno altre 3 volte in questi ultimi 10 giorni. La procura ha disposto così la detenzione in carcere. Nei confronti del tunisino verranno pure avviate le procedure per l'espulsione dal territorio nazionale. Vi ricordo ancora che alle 14:30 inizierà la maratona elettorale, 15 finiscono, ovviamente si chiudono i seggi, poi ci saranno gli scrutini e noi vi daremo i risultati città per città, vi faremo sentire i vincitori, vi faremo insomma, sapere qual è il risultato di queste elezioni amministrative, ovviamente in primo piano Vicenza e Treviso. E poi parleremo però fra pochi minuti anche degli alpini, perché vi ricordo che Treviso è stata, che Media Nord-Est è stata l'emittente il gruppo più seguito nel nord-est. Abbiamo avuto un record di ascolti, oltre 1 milione di persone incollate ieri alla televisione per vedere lo sfilamento delle penne nere. Fra poco li avremo qua e insomma commenteremo questa 3 giornate e commenteremo quella che è stato il clou di questa manifestazione che è stata ieri con lo sfilamento degli alpini a Udine. Ora parliamo invece però di sicurezza stradale, ne parliamo spesso nel corso del nostro telegiornale, nel corso di queste edizioni. Sappiamo insomma la Marca essere stata una maglia nera negli ultimi anni per incidenti stradali, per vittime della strada, tante le iniziative, ne parliamo insieme ad Angelo Centola, direttore dell'ACI di Treviso. Buongiorno. Buongiorno a tutti gli spettatori. Dunque tante le iniziative che si mettono in campo per cercare di arginare un fenomeno che davvero è preoccupante. L'abbiamo visto, giovanissimi insomma che purtroppo perdono la vita, ma non solo giovanissimi, tante insomma purtroppo le azioni anche scorrette da parte degli automobilisti che guidano con il telefonino, ma forse magari giovani che non si rendono conto che guidare insomma ci dicono molti, è come avere un'arma in mano. Certo. È un problema, è una situazione che bisogna assolutamente centrare e soprattutto andare a obiettivo. Noi come Automobile Club Treviso cerchiamo di dare il nostro contributo con delle iniziative non solo diciamo, a livello teorico ma soprattutto a livello pratico, coinvolgendo i nostri frequentatori, i nostri partecipanti con delle situazioni che possono capitare durante un percorso con un automobilista oppure alla guida di un'auto. Quindi le nostre iniziative, ma anche credo anche altre iniziative, sono come dire per cercare di trasferire queste competenze e soprattutto trasferire consapevolezza che è un fenomeno veramente importante e mettersi alla guida è una situazione veramente seria da gestire nella maniera più corretta e soprattutto consapevole possibile. Ecco perché noi lo ripetiamo davvero sempre e spesso, cioè il rischio non è non si rischia solo la propria vita ma si mette a rischio anche la vita di altre persone. Certo. Assolutamente sì, certo. Uno quando ha la guida di un'auto ha doppia responsabilità verso se stesso e verso gli altri e naturalmente anche verso i cosiddetti soggetti deboli che possono essere i pedoni o i ciclisti, visto che Treviso è diciamo, la regina delle città in cui la bicicletta è molto diffusa. Quindi noi di ACI cerchiamo di parlare di mobilità consapevole perché la mobilità è di tutti, è un bene primario di tutti perché tutti quanti utilizziamo la strada come automobilisti, come motociclisti, come pedoni, come monopattisti, come ciclomotoristi e quindi dobbiamo riconoscerci e naturalmente cercare quelle condizioni per poter diciamo, convivere nella maniera più corretta. È un tema importante, dirimente, perché purtroppo la causa di incidentalità è la seconda o terza causa di morte al mondo. Ecco, tante le iniziative, voi fate anche tanti incontri proprio anche con le forze dell'ordine con i quali
collaborate, perché insomma è importante fare squadra, fare rete. Tante le iniziative, dicevo, una in particolare. Assolutamente sì, noi abbiamo la fortuna di avere come Automobiclet Treviso la Commissione Mobilità. La Commissione Mobilità è composta da tutti gli attori istituzionali e anche non istituzionali che si interessano di sicurezza e educazione stradale. Noi per esempio venerdì 19 abbiamo la seconda edizione dell'iniziativa Insieme per la sicurezza, la facciamo al parcheggio San Liberale dietro lo stadio del rugby di Monigo, e abbiamo tutta una serie di proposte veramente interessanti, perché l'anno scorso abbiamo avuto un ottimo successo in Villa Margherita, e quindi abbiamo deciso di replicare con uno stesso format, come dire, completato e incrementato da altre iniziative veramente importanti. Naturalmente i nostri ragazzi, ma non solo i ragazzi, potranno provare dal vivo cosa significa un crash test, un ribaltamento a velocità naturalmente consentita, e naturalmente tutte quelle informazioni che gli organi di polizia, piuttosto che la Croce Rossa, piuttosto che il 118 o i vigili del fuoco, possono dare a chi magari è dall'altra parte, così c'è un buon feedback tra le varie soluzioni. Naturalmente avremo anche dei simulatori di guida e dei simulatori di moto, quindi abbiamo anche delle biciclette da poter proporre ai nostri ragazzi, quindi è un'offerta complessiva, naturalmente completa, e naturalmente che diciamo è sottolineata nel senso di coinvolgimento nelle situazioni in cui noi ci possiamo trovare durante il nostro percorso e durante la nostra esperienza di automobilista. Quindi io vi invito a venire a trovarci dalle 9 alle 13 presso il parcheggio San Liberale dietro lo stadio di Monigo. Dico anche l'indirizzo Strada Cisole, sono stato abbastanza bravo a ricordarlo. Ecco, l'importanza di avvicinare i giovani a queste iniziative. L'importanza di avvicinare i giovani a queste iniziative significa coinvolgerli, cioè cercare di fargli diciamo, provare delle esperienze in prima persona, perché dato che andiamo anche nelle classi come dire, a spiegare e cerchiamo anche di trasferire a livello teorico da aula le nozioni e le informazioni su queste tematiche, però io credo che il coinvolgimento abbia una marcia in più, perché il nostro ragazzo si sente, come dire, coinvolto in un'esperienza che può essere come dire, più ricordata nell'arco della propria esistenza. Naturalmente ACI Treviso pensa anche ai ragazzi delle scuole elementari. Abbiamo un format proprio nostro di Automobiclet Treviso che chiamiamo sul kart in sicurezza. In pratica abbiamo dei mini kart a velocità molto ridotta che facciamo provare ai ragazzi delle scuole elementari, quindi intorno ai 6 anni, quindi sono dei kart veramente piccolini, e attraverso un percorso guidato da istruttori esperti il nostro bambino, il nostro ragazzo prova per la prima volta cosa significa trovarsi a un volante e quindi trovarsi su una situazione, diciamo, di mobilità e di situazione gestibile attraverso la conduzione del mezzo sulla strada. Ecco, questo delle scuole elementari quando sarà fatto? Abbiamo una partnership col comune di Spresiano il 22 di maggio, che è un lunedì, in piazza centrale, quindi la piazza credo che si chiami Rigo, se non vado errato, e poi dovremmo avere una seconda, diciamo, puntata il 24 di maggio, che è un mercoledì, perché le richieste sono state, diciamo, numerose e quindi cercheremo di soddisfarle tutte. Ecco, direttore, lei diceva noi andiamo anche nelle classi per parlare con i ragazzi. Certo. Qual è la risposta dei giovani rispetto a questo? Perché molte volte si dice loro non pensano mai che possa capitare, poi invece purtroppo capita, l'abbiamo visto, e purtroppo siamo costretti anche a parlarne nel corso dei nostri telegiornali di questi incidenti. Qual è la risposta che le danno? Ma io devo dire che per quanto riguarda la mia esperienza è un'esperienza molto positiva. Devo dire che i ragazzi hanno, come dire, la voglia di confrontarsi, e naturalmente hanno anche delle rimostranze rispetto a delle esperienze vissute in prima persona come passeggeri attraverso o i propri genitori o, diciamo, altri adulti che in qualche modo cercano di condurli in una situazione
situazione diciamo sicura. Devo dire che anche il ragazzo è un ottimo strumento per poter far passare un corretto messaggio di educazione e sicurezza stradale, perché il ragazzo è sincero, è empatico e naturalmente è molto diretto, e quindi devo dire che in queste situazioni delle informazioni servono soprattutto a noi adulti, che crediamo che invece siamo, come dire, informati su tutto. Invece il ragazzo vede anche delle situazioni che magari noi non vediamo, oppure facciamo finta di non vedere. Ecco direttore, abbiamo saputo insomma, che i fattori insomma, più frequenti ecco, per gli incidenti stradali sono l'uso dell'alcol o la distrazione, l'uso del cellulare, un'altra delle cose insomma, che ci dicono le forze dell'ordine essere fra le prime problematiche, cause degli incidenti che poi insomma, hanno e possono avere conseguenze molto gravi. E su questo c'è bisogno di cambiare una cultura o anche su questo si fa informazione, si cerca di, e noi l'abbiamo parlato più volte, spesso anche con le forze dell'ordine, però l'uso del cellulare, e non è solo i giovani ma tutti purtroppo, è proprio un... Allora, dobbiamo essere chiari. Alcol e diciamo, sostanze stupefacenti sono proibite per chi si mette alla guida di un'auto. Io da questo punto di vista sono molto chiaro, quindi chi ha un problema di alcol o di sostanze stupefacenti deve essere lontano dalla guida di un'auto. Per quanto riguarda la distrazione per il cellulare è una causa molto importante, e allora lì bisognerebbe intervenire, o facciamo come quando andiamo in aereo e quindi il cellulare non lo possiamo utilizzare, che sarebbe la cosa migliore, oppure dobbiamo essere consapevoli, educati, maturi, che il cellulare in auto non bisogna assolutamente utilizzarlo, perché è fonte di distrazione, anche quel secondo può essere fatale per la nostra incolumità, come dicevamo prima, per noi stessi e per gli altri. Ecco, fra l'altro insomma, le pene le abbiamo viste, sono state insomma, sono aggravate, perché abbiamo visto c'è l'omicidio stradale, abbiamo visto cosa comporta poi causare un incidente, però lo ricordiamo direttore che Treviso, la Marca, è stata maglia nera l'anno scorso insieme a Verona per incidenti per vittime della strada, nonostante tutto questo, nonostante tutte le iniziative, perché l'ACI, i comuni, insomma le associazioni, le stesse forze dell'ordine stanno facendo di tutto, controlli straordinari del territorio, eppure insomma anche di recente abbiamo visto nei controlli straordinari fatti dai carabinieri insomma un numero importante di persone che è stato trovato alla guida in stato di ebbrezza. Allora, per quanto riguarda la guida in stato di ebbrezza, le pene ci sono, se sono applicate sono anche delle pene severe, però qui siamo a una situazione pre-pena, diciamo così, diciamo, sanzione. Qui è un problema di cultura, è un problema di mentalità, è un problema di affrontare questa situazione con serietà, perché bisogna far passare il messaggio che chi ha anche bevuto un minimo bicchiere o un bicchiere e mezzo non può guidare l'auto, benché diciamo, la cultura diciamo, enogastronomica sia dell'Italia ma soprattutto del luogo e della provincia di Treviso sia una situazione di un certo tipo. Però ci possiamo tranquillamente, possiamo tranquillamente passare una buona serata. Naturalmente aspettiamo, oppure cerchiamo di non bere per chi deve condurre l'auto e così torniamo a casa tutti quanti un po' più tranquilli e sereni, anche perché queste situazioni colpiscono la fascia giovane, quindi è un problema anche sociale, cioè non c'è ricambio sociale se abbiamo questi incidenti che fanno riferimento a chi ha 20, 18, 25, cioè nel senso sono delle situazioni molto serie. È giusto fare posti di blocco, cercare di controllare, però è giusto anche capire che l'alcol non è compatibile con la guida di un'auto. Faccio un esempio banale. Uno sportivo, un pilota, un campione, mai si sognerebbe di poter condurre l'auto con un bicchiere di vino
o un bicchiere di birra come dire, bevuto prima della gara, mai, perché sa benissimo che deve essere concentrato, consapevole e deve conoscere non solo il mezzo ma anche le proprie reazioni al mezzo. Quindi lo sport automobilistico insegna proprio la regola di come si sta in auto, quindi è molto importante questa situazione. E naturalmente quando vediamo che c'è qualche problematica su una competizione sportiva, naturalmente io posso anche dire allora durante la situazione quotidiana, durante le strade, di cosa dobbiamo parlare. Cioè cerchiamo di capire che l'automobilista deve essere inquadrato e deve essere, come dire, educato come uno sportivo che fa lo sport, perché se io mi metto alla guida di un'auto devo essere consapevole, sobrio e naturalmente attento e concentrato, perché veramente l'auto è una situazione di guida pericolosa, soprattutto sulle strade che sono sempre piene di tanti mezzi, tanti pedoni, eccetera, eccetera. Ecco, abbiamo parlato di macchine ma anche le moto. Adesso in vista dell'estate abbiamo visto purtroppo altri 2 incidenti stradali di recente, mortali proprio nella Marca. Anche le 2 ruote insomma sono pericolose, non poco. Caspita. Le 2 ruote sono anche un po' più pericolose delle 4 ruote, perché il soggetto su 2 ruote è un soggetto cosiddetto un po' più debole rispetto all'automobilista, perché ha quasi tutto il corpo, diciamo, in avanscoperta, tutto scoperto, e quindi bisogna essere molto attenti. E la moto deve essere un mezzo di passione, perché chi guida la moto perché ha la passione per la moto, ma deve essere in grado anche di cercare di stare attento e di convivere con il mezzo a 4 ruote, perché purtroppo tra 2 ruote e 4 ruote noi stiamo cercando di farli andare sempre d'accordo, però nella strada non sempre è così, perché c'è anche una reazione psicologica di riconoscimento. Cioè io che guido l'auto, certo, per me il motociclista è qualcosa di intruso, è lo stesso il motociclista, per il motociclista l'auto è qualcosa, diciamo, di ingombrante. Diciamo che se riusciamo a capire che la mobilità è fatta di tanti fattori, credo che probabilmente delle situazioni possono migliorare. Poi un'ultima considerazione: cerchiamo di guidare nella maniera più serena e rilassata possibile, perché così riusciamo anche ad avere delle reazioni un po' più positive. Ecco, direttore, vogliamo ricordare insomma che l'ACI è in primo piano proprio per fronteggiare questa che ormai è diventata una vera e propria emergenza. Sì, l'ACI nelle proprie mission ha soprattutto quella dell'educazione e della sicurezza stradale, perché la mobilità passa soprattutto per queste 2 situazioni molto importanti, perché la sicurezza e l'educazione stradale sono 2 tematiche che ACI ha sempre, proposto e cercato di veicolare con tutti gli attori che ACI generalmente si circonda. Io ne aggiungo un'altra: a me piace parlare di guida consapevole, cioè la guida consapevole significa che uno guida in maniera consapevole, valutando i rischi e valutando tutte le azioni positive che può attuare per ridurre il più possibile un rischio per sé e per l'altro. Ecco, vogliamo ricordare le iniziative, ne abbiamo elencate 2, una a San Liberale e una a Spresiano. Abbiamo il 19 di maggio dalle 9 alle 13 al parcheggio San Liberale, Insieme per la Sicurezza, seconda edizione. E qui verranno i giovani? Qui verranno sicuramente i ragazzi delle scuole, anche perché sto ricevendo tante richieste di adesione. Naturalmente è aperto anche a tutti coloro che vogliono provare questa nostra proposta di cercare di trattare l'educazione statale in maniera un po' più esperienziale e in maniera un po' più coinvolgente. E poi abbiamo il target dei ragazzi delle scuole elementari, abbiamo questa partnership con Spresiano e ringrazio il sindaco, l'assessore Fava e naturalmente soprattutto il comandante Paolo Apol, che mi ha dato una grossa mano su questa situazione, e quindi noi ci troveremo in piazza sempre dalle 9 alle 13 il 22 maggio, che è lunedì, e il 24 maggio, che è un mercoledì. E questo è dedicato invece per i bambini, delle elementari. Per le elementari, certo.
Ecco, una domanda prima poi di andare in pubblicità. Le altre iniziative che si fanno, insomma, tipo quelle delle discoteche che spengono la luce, la musica e insomma fanno sentire i rumori delle macchine, oppure le auto, fanno vedere le auto, secondo lei che cosa pensa di queste iniziative anche? Ma ogni iniziativa di sensibilizzazione sull'educazione statale è sempre benvenuta e ben accetta. Cerchiamo sempre di dare il messaggio che ci si può divertire in discoteca, naturalmente usciti dalla discoteca, se uno come dire, è andato un po' in là per quanto riguarda qualche bicchiere di troppo, di cercare di tranquillizzarsi prima, oppure di trovare l'amico un po' più sobrio, oppure aspettiamo che l'effetto un po' così sia come dire, trascorso e passato, perché purtroppo quando si esce dalle discoteche ci sono due elementi fondamentali. Se io ho bevuto, quindi sono un po' frastornato, naturalmente bisogna assommare anche il problema della stanchezza, perché è una situazione molto delicata, perché i colpi di sonno possono essere dietro l'angolo e quelli vengono all'improvviso quando uno meno se l'aspetta, quindi bisogna stare molto attenti. Ringrazio il direttore dell'ACI di Treviso, Angelo Centro, per essere stato con noi. Insomma, vi ricordo queste due iniziative importanti, perché importante è parlare, è importante è informare e insomma far capire che usare la macchina è una cosa seria. È una cosa seria, si rischia la propria vita e quella degli altri. C'è la pubblicità, prima le previsioni del tempo, la pubblicità, poi torniamo in studio perché ci saranno gli alpini e torneremo a parlare di questa adunata a Udine e parleremo dello sfilamento di ieri, la giornata clou e insomma vi faremo anche sapere insomma com'è andata anche nonostante il tempo e la pioggia, loro c'erano e insomma è stata davvero una grande festa. 14:30 invece vi ricordo si inizia la maratona elettorale per sapere, dopo le 15 inizia lo scrutinio proprio dei voti e sentiremo insomma come andrà, lo sentiremo man mano e fino a notte poi per tutti i risultati finali in tutte le città del Veneto. Quindi meteo e pubblicità, poi torniamo qui in studio. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Bentrovati al meteo. Inizio di settimana con tempo momentaneamente più stabile. Vediamo insieme il dettaglio di lunedì 15 maggio. Sul Veneto la grafica evidenzia un contesto maggiormente soleggiato rispetto ai giorni scorsi. Cielo infatti in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo occasionali temporali pomeridiani sui settori montuosi. Temperature in aumento, minime tra 8 e 13 gradi, massime tra i 20 e i 23 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche in questo caso avremo un ampio soleggiamento con cielo al massimo poco nuvoloso, locali temporali sui rilievi. Temperature minime tra 9 e 15 gradi, massime sui 20-23 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove è previsto un miglioramento con più sole. Nel pomeriggio la probabilità di rovesci sarà in nuovo aumento. Temperature minime intorno ai 10 gradi, massime sui 25 gradi. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci. La tua bolletta continua a salire? Chiama lo 0422 32 06 05, Exi, professionisti del risparmio energetico dal 2006. Siamo tornati nuovamente in studio, l'aveva annunciato, ora parliamo degli alpini. Prima di presentarvi vi ricordo che la nostra emittente è stata davvero, il nostro gruppo, il più visto nel nord-est, con oltre 1 milione di telespettatori che si sono davvero attaccati alla televisione per guardare lo sfilamento di ieri che noi abbiamo seguito in diretta, emozioni, una grandissima festa, ne parliamo proprio con 3 alpini che sono venuti qua a trovarmi. Parto da Luca Miglioranza, consigliere sezione ANA di Treviso, buongiorno.
Attilio Mion, responsabile Gimca Ana Treviso, poi vi spiegheremo anche, buongiorno. E Marco Simon, che l'avete già visto con noi, presidente della giunta di scrutinio Ania Treviso. Buongiorno e ben ritrovati. Dunque sì, ecco, allora partiamo intanto dal servizio. Si è chiusa questa 94esima adunata nazionale degli alpini a Udine, una bellissima festa che non è stata assolutamente rovinata dal tempo e dalla pioggia, perché loro, gli alpini c'erano e hanno sfilato, un bellissimo momento. Vediamo. Le sezioni dei nostri cavalieri di Vittorio Veneto, con il suo presidente, con l'orgoglio di portare per ritto il sigillo sul quale spiccano le onorevoli medaglie, con il consiglio in sede La Marca Alpina che sfila a Udine è uno dei momenti più emozionanti della grande festa delle penne nere, nella domenica che chiude la 94esima adunata nazionale. La pioggia non può certo fermare lo spirito di una giornata come sempre indimenticabile, raccontata minuto dopo minuto nella nostra diretta non stop. Alpini, la più bella famiglia, lo striscione che alle 9 del mattino aveva aperto la marcia, dietro quello della Commissione Pari Opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia per il rispetto delle donne e contro la violenza di genere. È un tripudio di cappelli alpini e labari quello che sfila lungo il percorso sotto gli occhi della Premier Giorgia Meloni. La Presidente del Consiglio arriva poco prima dell'inizio del corteo, emozionata e sorridente nel percorso che la porta al palco d'onore. Il fatto che qui ci sono persone che vengono non solo da tutta Italia, ma da tutto il mondo, per ricordare quali siano le loro radici, è la cosa più preziosa che abbiamo. Guardi, oggi è la festa della mamma, ma noi abbiamo sempre un'altra mamma dopo la nostra, che è la patria. Senza questo legame non c'è niente che possiamo fare, e quindi venire qui ad assaporare un po' di questo sentimento è una cosa preziosissima, anche per tutto il resto. E non si sottrae al richiamo costante dell'ANA sul tema del ripristino della leva. Sicuramente un tema che si può affrontare come ipotesi volontaria alternativa al servizio civile. Quello secondo me è l'approccio giusto, dice Meloni. E il Presidente del Senato Ignazio La Russa, anch'egli sul palco di Udine, va oltre sul tema della mininaia. L'addestramento in 3 settimane, dice, non ci può essere, ma se lo portiamo a 40 giorni, che è il tempo con cui una volta il CAR preparava la base di addestramento dei militari, allora potrebbe esserci una legge che consente a chi lo vuole volontariamente di partecipare alla vita delle forze armate. Vuol dire nervesa della battaglia, vuol dire la tradotta che parte da Torino a Milano, non si ferma più, ma la va diretta al piade, cimitero della gioventù. Il tema della sicurezza dopo Rimini era cruciale per questa edizione numero 94. È stato il cavallo di battaglia, perché noi abbiamo detto da subito, ma anche grazie alle forze dell'ordine, grazie alla questura, grazie alla prefettura, è stata una sinergia di squadra, quella appunto di far sì che la sicurezza sia la prioritaria. Pertanto abbiamo sì faticato, ma penso che i risultati possano essere venuti. La festa, la tradizione e la gioia dello stare insieme, e adesso si guarda già a Vicenza 2024 con l'adunata nazionale che ritornerà nel cuore del Veneto. Nata là dove Sile e Cagnan s'accompagna con la sua banda di Maser che ha festeggiato Che effetto fa vedere, insomma, rivedere queste immagini? Immagini storiche, immagini di un'adunata, la 94esima adunata che proprio a Udine ne ospitò 4 nel 1925 e poi nel 1983, nel 1996 e
E quindi Udine, terra di alpini, terra friulana che ha dato i natali ai più importanti battaglioni alpini, più decorati, pensiamo alla Giulia, alla divisione che poi nel 1949 fu trasformata in Brigata Alpina Giulia. I dati ve li darà il mio carissimo amico consigliere sezionale Luca Miglioranza, che è il consigliere della sezione in carica. E poi abbiamo Attilio Mion che fa parte del GIMCA, è un personaggio ed è una qualifica molto importante, perché GIMCA significa gruppo di intervento medico chirurgico alpino. Sono gli angeli custodi tra virgolette di tutti coloro che si apprestano a vivere la adunata nazionale. E poi noi con lui parleremo, perché insomma ci racconterà di com'è andata, però insomma prima un po' di numeri invece di queste 3 giornate degli alpini, insomma, della Marca. Sì, come ha detto lei prima, la pioggia non ci ha fermato e non ferma sicuramente gli alpini. Per quanto riguarda la nostra sezione, eravamo presenti con quasi la totalità del Consiglio Direttivo Sezionale, più 43 sindaci o rappresentanti delle nostre amministrazioni locali, 85 gagliardetti su 89 gruppi presenti, le bande di Maser, Nervesa, Pederobba, i nostri cori sezionali, l'Ottetto, il coro di Ana di Preganziol, di Oderzo, Famiglia Alpina, Striscioni, bandiere, più di 1000 alpini che hanno sfilato, per un totale di quasi 1500 alpini della nostra sezione, della nostra provincia presenti per quanto riguarda Treviso. Possiamo dire che i numeri, a dispetto del tempo, ci danno sempre ragione, ecco, possiamo dire questo, siamo rimasti molto contenti, siamo soddisfatti, dobbiamo anche considerare che appunto la pioggia per molte persone ha rallentato, ha portato sì che molti si sono un po' ritirati dopo anche l'esperienza di Pordenone, perché Pordenone ha fatto scuola, però questo non dovrebbe essere sempre... È andata un po' meglio di Pordenone? Sì, è andata meglio, ma deve essere neanche la scusante, insomma, ecco, perché diciamo, se prendiamo la pioggia. È andata comunque bene, comunque è stata una bellissima... Quello che ci ha fatto piacere è stato l'abbraccio anche delle persone assiepate lungo le transenne, dall'inizio alla fine, veramente tantissime persone, tantissime. La cosa bella è che i cittadini, come gli alpini, non hanno avuto paura della pioggia, ma sono rimasti lì dall'inizio fino alla fine dello sfilamento. Certo, ecco, questo dobbiamo sempre dirlo. Non ci ricordiamo mai di ricordare che anche comunque, se vogliamo guardare Pordenone indietro nel tempo, il momento in cui noi sfilavamo sotto quell'acquazzone incredibile, c'era comunque la gente lungo la strada a batterci le mani sotto l'ombrello loro, ma comunque c'erano, e comunque c'erano anche ieri, sotto la pioggia, chi l'ha presa erano là presenti, ci aspettavano volentieri. Se dovesse pensare a questa 3 giorni, qual è il momento che l'ha emozionata di più? Sono stati tanti, ecco. Partiamo già da giovedì. Giovedì siamo stati a Gemona, alla caserma Goi Pantanali, a ricordare gli alpini morti durante quel terremoto in quella caserma, di cui 11 erano della nostra provincia, alcuni anche dei nostri paesi, uno anche del mio paese, e siamo stati là a ricordare con questa cerimonia bella, sentita, particolare, e si respirava veramente molta malinconia, però era molto sentita. Poi ci sono stati momenti importanti, quello del venerdì, con l'alzabandiera, anche in quel caso sotto la pioggia, ma tutti presenti, duri, fissi in quel momento là, o l'arrivo della bandiera di guerra al venerdì pomeriggio, anche la Santa Messa stessa, celebrata il sabato pomeriggio dal nostro vescovo, perché Mazzocato è vescovo di Udine, ma è di origine trevigiana. Certo. Ecco. Però tutti i momenti sono sempre stati belli, dipende sempre un po' anche come uno poi li vive, chiaramente. Certo. Cosa si porta via, cosa si porta a casa dopo queste 3 giorni vissuti con gli alpini? Si pensa già al futuro, perché se guardiamo nel 2024 sarà Vicenza ad ospitare
la 95esima adunata nazionale. Vicenza è una grande sezione. Se dobbiamo fare delle analogie tra la mia sezione, la nostra sezione di Treviso e la sezione di Udine, oserei dire che sono gemelle. Gemelle sia per quanto riguarda il numero di soci, con una percentuale superiore di Treviso rispetto a Udine, ma soprattutto gemelle in quanto nate entrambe nel 1921. Vicenza dalla sua ha un maggior numero di soci. La sezione di Vicenza è strutturata in scaglioni perché ha più o meno 20.000 soci, è molto importante, e Vicenza aspettava l'edizione dell'adunata già nel 2016 quando venne affidata ad Asti in Piemonte. Quindi un arrivederci a Vicenza, alla sua storia, al glorioso battaglione Vicenza di cui faccio parte, e quindi mi emoziona anche parlare del mio battaglione. Ecco, allora, dopo voglio parlare, perché adesso voglio sentire invece che cosa è successo, un po' il bilancio di come è andata. Prima volevo far vedere il servizio invece degli alpini che hanno sfilato a Udine e di Padova, che sono state 800 penne nere. Vediamo se riusciamo, eccolo qui. Padova, Padova, Padova. Tutti sintonizzati su Rete Veneta, Antenna 3 e Tele 4 per non perdere il passaggio delle amate penne nere. È stata una domenica da record per numero di telespettatori per il gruppo Media Nord-Est, la 94esima adunata nazionale degli alpini di Udine. La parata iniziata alle 9 del mattino ha visto il clou nel pomeriggio, 85.000 gli alpini fieri in marcia lungo le strade della città friulana. Intorno alle 17.30 lo sfilamento delle 800 penne nere partite dalle sezioni di Padova e Rovigo, dove i gruppi sono 41 e gli iscritti circa 3.000. Un amore, una passione, un simbolo di alpini in grado di parlare a tutte le generazioni, a chi la guerra la ricorda o l'ha vissuta, a chi nella divisa alpina riconosce i valori di sacrificio, solidarietà, altruismo e amore per la patria. Una donata caratterizzata dalla pioggia che ha fatto compagnia per buona parte della 3 giorni e nel momento clou di domenica. A fine giornata il saluto con l'appuntamento veneto del maggio 2024, quando dopo 33 anni la donata nazionale tornerà a Vicenza. La cosa che insomma mi è piaciuto è che gli alpini parlano a tutte le generazioni. Certo, certamente. E lì abbiamo visto in questi 4 giorni che abbiamo passato a Udine, perché ovviamente come squadra sanitaria abbiamo iniziato già da prima, impostando, avevamo un ospedale da campo alla Cittadella, avevamo 2 PMA, ossia presidi medici avanzati, uno in via Duodo e uno vicino al Palasport, e poi addirittura domenica mattina ce n'è stato creato un altro durante la notte dietro le tribune, che andavano a coprire un po' tutta l'esigenza sanitaria della città, dando un aiuto col 118. Simeone, siete un po' gli angeli degli alpini, insomma, curate tutta la parte sanitaria, ovviamente, perché insomma, abbiamo sentito prima, ci diceva, ci sono stati delle problematiche un po' dovute alla pioggia, anche gente che scivolava, avete avuto insomma delle persone che si sono rivolte a voi. Certo, ad esempio io ho fatto servizio sabato mattina dalle 7 alle 14 all'ospedale da campo e lì si sono presentati quasi una quindicina di persone, quasi tutte, perché a parte 2, ma quasi tutte con problemi ortopedici. Noi tra l'altro nell'ospedale a campo, oltre abbiamo i vari ambulatori medico, chirurgico, ortopedico, e avevamo l'ortopedico che faceva le corse da un ambulatorio all'altro per coprire tutte le cadute. Purtroppo con l'acqua ci sono state delle signore che sono cadute, ad esempio una mi ricordo che è caduta fuori della chiesa del Duomo, sulle scalinate, che l'hanno portata là. E ovviamente questo dà una certezza alla gente, perché avendo anche poi l'ambulatorio radiologico sia dentro all'interno dell'ospedale, facevamo direttamente le radiologie e anche il laboratorio analisi, difatti l'unica persona che poi non era ortopedica ma era medica, sono state fatte le analisi del sangue e da lì sono trovati che cosa aveva. Ecco che questo dà una certa sicurezza alla gente e io vorrei poi presentare un fatto che proprio sabato di sera avete salvato una persona, esatto, che questa è una cosa importante, va detta. Alle 19 nel momento del cambio turno, perché noi avevamo tutti questi presidi fissi e poi le squadre a piedi, avevamo 5 squadre a piedi
di 3 componenti ognuno, che giravano dalla mattina alla sera alle 24. E alle 19 sul cambio turno, lì fortuna ha voluto che fossero vicini a una persona che è andata in arresto. Sono intervenuti subito con massaggio cardiaco e defibrillatore, e alla fine è stato salvato. Questa persona è stata portata in ospedale poi dall'ambulanza e dai nostri colleghi, e da quello che dicevano già stava bene ieri, però la prontezza, ovviamente sappiamo che l'arresto lì sono i minuti che contano, e la fortuna ha voluto che proprio la squadra che montante era a pochi metri e l'ha visto andare in arresto. Questo è per noi è quello che ci dà fiducia, è quello che ci aiuta, ecco, che ci aiuta a lavorare, che ci aiuta a essere sempre presenti e a sacrificare anche parte del nostro tempo a favore di tutti gli altri. Anche perché insomma lo ricordiamo, quando ci sono queste giornate, quando c'è la donata, davvero ci sono tantissime persone nelle città, e quindi ovviamente può capitare l'infortunio, come ci diceva lei, soprattutto poi quando insomma con il tempo avverso, ma anche problematiche insomma un po' più gravi come quella, e quindi l'importanza proprio di avere un presidio medico, insomma. Sulla nostra squadra sanitaria abbiamo medici. C'è sempre stato in tutte le adunate. Sì. Difatti sono decenni che il sottoscritto fa parte della squadra sanitaria alpina, e noi abbiamo medici, abbiamo infermieri, abbiamo soccorritori, tutti preparati, tutti quanti con tutte le certificazioni che servono al caso, anche perché siamo preparati poi come squadra ad intervenire nelle varie calamità. Perciò ecco, infatti voi negli anni. Ecco, mi stavo anticipando proprio la domanda, perché voi non è che intervenite solo nelle adunate, siete presenti, ma anche insomma nei casi siete di terremoti, chiamati in casi all'estero o anche in Italia, comunque in casi di calamità come terremoti, ma anche non solo. No, difatti io sono intervenuto anche in Liguria quella volta dell'alluvione e dello smottamento, ho fatto una settimana, perché noi nel caso di calamità, qualsiasi calamità, Italia o estero, perché siamo preparati anche per l'estero, e interveniamo immediatamente. Abbiamo questa squadra che è bella, tra l'altro tra di noi abbiamo fatto una grossa amicizia, dal direttore all'ultimo, diciamo, se vogliamo, siamo tutti quanti allo stesso livello e lavoriamo tutti quanti in sintonia, ed è bello questo. D'altra parte il corpo ed è lo degli spirito alpini, proprio degli alpini, me lo stava togliendo proprio, infatti lo spirito degli alpini, che è questo in realtà. Esatto, è quello di aiutare gli altri, tant'è che ad esempio io ho avuto la fortuna di trovarmi sabato pomeriggio alla Cittadella con i ragazzi dei campi scuola alpini, che seguiamo anche quelli. E erano ragazzi che io avevo seguito una settimana l'anno scorso a Feltre, che c'era un campo scuola, e questi qua sono tutti quanti, si sono riscritti anche quest'anno, perciò sono tutti quanti orgogliosi, questi ragazzini dai 16 ai 25 anni, perciò cominciavamo, anzi lì erano quasi tutti maggiorenni, quelli che ho trovato sabato, e sono veramente contenti di fare parte della famiglia alpina. Difatti li hanno fatto sfilare ieri mattina in testa della donata. In testa c'erano proprio i ragazzi dei campi scuola alpini, e che anche quest'anno vengono già proposti, e qui noi nella provincia, nel Veneto, diciamo, ne abbiamo diversi. Ecco, e qui a Treviso ad esempio ce ne sono? No, a Treviso al momento no, abbiamo Feltre il più vicino, abbiamo Bassano, abbiamo Verona, perciò si potrebbe pensare anche a Treviso in futuro. Ho già parlato anche con il nostro presidente che sarebbe bello farlo, è che sono di investimenti sia in termini economici sia in termini poi di tempo e di preparazione, perché non si può inventare, sono 15 giorni dove questi ragazzi si fa vita da militare, si fa vita da campo, veramente con orari, con tutto quanto, dando anche tutte quante le nozioni della protezione civile. Nella gioventù, lo chiedo magari a lei, c'è la voglia di tornare un po' a quella che era la leva di un tempo? Adesso insomma la Premier Meloni diceva solo volontaria e non più obbligatoria come era un tempo, però secondo lei i giovani tornerebbero o forse è cambiata la cultura e magari non... Da quello che vedo, dell'esperienza che ho, i giovani hanno bisogno di questo momento formativo. Noi a livello nazionale, tornando al discorso che faceva Attilio, organizziamo 13 campi scuola su tutto il territorio nazionale, dalla Val d'Aosta, il Piemonte, la Lombardia, il Trentino, Friuli, in Emilia, poi andiamo giù in Abruzzo all'Aquila, Palermo
e per la Sicilia e in Sardegna. E la partecipazione dei giovani, stiamo parlando di circa 700-800 giovani che si sono già prenotati, iscritti a partecipare a questi campi scuola, anche grazie al passaparola di chi l'ha già fatto, ci porta a far pensare che c'è questo bisogno, c'è questa volontà di vivere e specialmente il vivere insieme ad altre persone, il condividere gli spazi, condividere dei momenti insieme, perché oggigiorno, se noi vediamo, i nostri giovani vivono chiusi in se stessi, relegati a leggere e a giocare tutto il giorno con il telefonino, e non c'è questo rapporto umano costante con l'altra persona. E il campo scuola invece dà questa forza, dà questa opportunità di vivere e convivere con gli altri dei momenti della tua giornata, e questi 15 giorni di campo scuola che noi offriamo diamo la possibilità a questi ragazzi di provare l'esperienza di convivere con gli altri. La Naja per me, penso che per tutti gli altri, è stato il momento in cui siamo passati dalla vita del giovane, siamo passati alla vita adulta, alla realtà adulta. Siamo diventati uomini perché abbiamo imparato a convivere con gli altri, a crescere con gli altri, a soffrire, provare le stesse fatiche degli altri, e questo ha creato questo legame tra di noi, però dopo ci ha fatto anche diventare uomini nella vita di tutti i giorni. E il campo scuola questo lo aiuta, il servizio militare lo aiuta, c'è già l'opportunità di vivere la ferma volontaria, per carità, però non tutti la conoscono, non tutti la vogliono fare. Forse, come l'idea nostra che portiamo avanti da tempo a livello nazionale, è quello di dare la possibilità ai giovani di vivere un periodo di servizio allo Stato, può essere di 40 giorni, 6 mesi, 3 mesi, questo sarà un po' da decidere, da vedere insieme, però offre l'opportunità a questi giovani di crescere, soprattutto di crescere, di diventare anche dei bravi cittadini. Manca questo, secondo lei? Questo manca. Non possiamo certo pensare che ci pensino le parrocchie, ci pensino gli scout o le associazioni sportive che già organizzano questi vari tipi di campi scuola, che ognuno ha la sua caratteristica, la sua preparazione e formazione, però dare anche una formazione civile, dare una formazione anche di valori che noi portiamo avanti, perché come diceva Attilio, in questi momenti di campi scuola viene vissuta la giornata con dei tempi ben scanditi, ma nei tempi ci sono anche dei servizi, vuol dire servizi, vuol dire anche la corvée cucina, vuol dire tenere puliti gli spazi comuni, vuol dire anche però vivere anche dei momenti assieme, come può essere l'uscita in montagna, può essere il momento in cui si conosce l'attività che fa la protezione civile, conoscere anche le attività, le proposte che l'Associazione Nazionale Alpini fa oltre a questo. E a questi campi i ragazzi vengono con piacere? Più che volentieri. Noi l'anno scorso eravamo a 12 campi scuola, quest'anno siamo già arrivati a 13 perché è aumentata la richiesta. E questo ci fa ben sperare, ecco, questo ci fa ben sperare. Il fatto stesso che noi quest'anno abbiamo pensato bene di farli sfilare davanti a tutti, alla nostra... Che effetto ha fatto vedere tutti questi giovani? È una cosa che, sì, ti fa ben sperare. Fa ben sperare, sì. Sì, ma fa ben sperare anche perché, come lei diceva, perché a Treviso non la facciamo? Noi gli anni scorsi li facevamo i campi scuola, venivano organizzati dalla nostra protezione civile, venivano organizzati, adesso stiamo valutando appunto di riproporre questa esperienza perché vediamo che è un'esperienza che è richiesta. Ecco, noi vediamo adesso, andiamo a Bassano dove dovrebbe esserci il nostro collega Alex Giuliano, perché le penne nere erano sul ponte, il famoso ponte di Bassano. Non so se riusciamo a collegarci col nostro Alex Giuliano e vediamo un attimo come è andata e poi torniamo a parlare con gli ospiti. Eccolo qui, Alex Giuliano, buongiorno. Un buongiorno allo studio, un buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Ebbene, abbiamo ancora tutti negli occhi, nel cuore, le straordinarie immagini e le emozioni della 94esima adunata delle nostre penne nere. Noi siamo a Bassano del Grappa perché la festa non è finita, insomma c'è ancora tanta voglia di condividere, tanta voglia di stare assieme. Siamo in compagnia del presidente della sezione fanfara alpina Alto Lago di Como e alle nostre spalle c'è il ponte Vecchio di Bassano, tappa obbligata da Udine per fare un salto qui e poi si riparte. Certo, tappa obbligata, era facile pensare che noi fossimo qui oggi. Noi facciamo parte della sezione
alpini Alto Lario, la sezione di Colico per lo specifico, e la sezione di Colico è la sezione più piccola d'Italia, ma la nostra fanfara è una delle più longeve d'Italia. Noi abbiamo fatto un compleanno recentemente, abbiamo compiuto 70 anni, ci siamo ancora, ci sono tanti ragazzi, ci sono tante persone giovani che hanno voglia di avvicinarsi a quello che è il mondo, quello che è l'alpinità, e questa è la dimostrazione. Oggi siamo qua, ieri abbiamo fatto una sfilata bellissima, purtroppo o per fortuna anche sotto l'acqua, perché anche sotto il sole non è... La pioggia non ha spento l'entusiasmo. Non ha spento l'entusiasmo assolutamente, e oggi abbiamo voluto appunto essere qui a Bassano proprio per dare un segno tangibile e fare un'esperienza anche per i ragazzi che non conoscono così bene la storia del ponte di Bassano, perché è anche è un po' fuori zona rispetto alle nostre orobie, insomma, ecco questo. E allora tanti giovani, un segnale importante, perché è giusto che i valori alpini, la storia alpina proseguano, vengano tramandati, ma io direi che non c'è cosa migliore per chiudere questo collegamento in diretta da Bassano del Grappa che appunto far suonare la fanfara. E allora ascoltiamo. Grazie. E finalmente li vediamo anche senza pioggia. Sì. Ecco, il tema è sempre quello dei giovani, dei giovani che si avvicinano insomma, agli alpini. Sì, è bene fare chiarezza sull'argomento. Troppo spesso si sente parlare di abolizione della leva, non è così. La legge 2004, la legge Martino, ha fatto sì che la leva fosse sospesa, perché appunto l'articolo 52 della Costituzione italiana dice che la difesa della patria è sacro dovere del cittadino, il servizio militare è obbligatorio nei limiti e modi stabiliti dalla legge. Quindi quando si parla di abolizione della leva non è così. L'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, da una decina d'anni a questa parte si è fermamente convinta che non sarà la leva che ricordo ai miei tempi dei 12 mesi, però è una battaglia che noi alpini stiamo conducendo da 10 anni a questa parte, e ho sentito proprio ieri dalle parole del primo ministro e dal ministro della difesa che c'è un'apertura in questo senso. Quindi viva la leva, viva la naia alpina. Ecco, ricordiamo che insomma è importante soprattutto per i giovani, come dicevamo prima, proprio perché insomma per riscoprire delle cose che adesso attualmente Allora, taluni definiscono gli alpini dei militaristi, non è così. Gli alpini sono pacifici, gli alpini non rincorrono il militarismo o la guerra come punto di incontro, anzi tutt'altro. Però voglio sottolineare certi aspetti che bene ha detto il consigliere sezionale Luca Miglioranza, che a questi giovani farebbe bene un percorso di formazione
un percorso che li veda allontanarsi, staccare il cordone ombelicale con la famiglia, avvicinarsi al mondo alpino con le regole, perché se è vero come è vero... C'è una mancanza di regole adesso. Esatto, che il nonnismo era un qualcosa di deleterio e da abbattere. Io sono il primo a sostenere queste cose, però sono anche il primo a sostenere che un periodo di formazione a questi giovani farebbe molto bene, li aiuterebbe a crescere, perché la scuola purtroppo ha dei limiti che la Naia ha saputo, ai miei tempi, ai tempi nostri, dei miei amici qui presenti, ha saputo riempire, ed è per questo che noi adesso, ad oltre 30-40 anni dalla fine del servizio della leva obbligatoria, siamo qui a raccontare le nostre esperienze all'interno di questa associazione l'ANA, l'Associazione Nazionale Alpini, che ha oltre 100 anni di storia, perché fu fondata l'8 luglio del 1919 a Milano, non a caso alla fine del terribile primo conflitto mondiale, una guerra di trincea, una guerra spaventosa. Ecco che la fratellanza, perché noi alpini siamo così uniti? Perché nella fatica di quei 12 mesi abbiamo lottato, abbiamo sudato con i nostri comandanti in testa, che anche loro sudavano con lo zaino in spalla, non è che ci mandassero noi con le nostre squadre. Io ero caporale istruttore, avevo 13 uomini, però loro erano davanti e ci davano il passo. Ecco, dare il passo alla nuova generazione, è questo il nostro obiettivo, l'obiettivo dell'ANA. Ecco, i principi degli alpini, insomma, sono principi che veramente solo voi riuscite a portare, a tramandare, a far sentire, certo. e la gente lo sente perché viene. Certo, noi il nostro principio base è quello della solidarietà e dell'aiuto per il prossimo, perché in effetti proprio noi, la squadra sanitaria, che facciamo parte della Protezione Civile ANA, siamo preparati per dare una mano a tutta la gente in qualsiasi momento abbiano bisogno. Tra l'altro pensiamo che noi, ad esempio come alpini, facciamo anche la colletta alimentare, che magari tante volte ci si dimentica, che è un impegno che l'ANA nazionale si è presa l'ultimo sabato di novembre a fare questa raccolta di beni che poi vengono ridistribuiti a chi ne ha bisogno. E questo è la dimostrazione di che cosa vuol dire solidarietà, di che cosa vuol dire essere pronto per il prossimo. E ricordiamo che siete volontari. Sì, siamo tutti volontari. Esatto, cioè il vostro, voi insomma regalate, passatemi questo termine, il vostro tempo a favore della popolazione, ancora di più tutti voi che poi come tutto il corpo alpino vi spostate dove c'è bisogno, dove ci sono le emergenze. Esatto, anche perché dobbiamo pensare che ad esempio noi come sanitari non solo siamo pronti, ma dobbiamo fare anche tutti i corsi di preparazione e di essere pronti a intervenire, ma dobbiamo sapere che cosa facciamo. Perciò dobbiamo impegnare ulteriore tempo ai nostri corsi di preparazione, giustamente, perché uno quando esce, specialmente poi su sanità, dove siamo a contatto con la gente e dobbiamo dare un aiuto alla gente, dobbiamo sapere cosa facciamo. E sono sicuro che noi siamo tutti preparati, anche perché proprio è una cosa essenziale che viene richiesta proprio a tutti, di fare i corsi e di avere tutti gli attestati per poter intervenire. Ecco, fra le tante adunate, qual è quella dove avete avuto il maggior numero di soccorsi, dove avete avuto un po' più problema? Ce n'è stata una in particolare? No, è abbastanza similare. Ecco, quello che notiamo è che tante volte, anche se siamo sanitariani, lavoriamo per la popolazione, ossia lavoriamo per la gente del posto e in parte per gli alpini. Questo perché? Perché ormai gli alpino già si prepara e sa che cosa deve fare e dove arrivare. Vabbè, c'è sempre qualche eccesso, ma questo l'eccesso l'abbiamo anche sulla vita quotidiana, sulla normalità. Però diciamo che ci vedono proprio come punto di riferimento anche la popolazione. Se hanno bisogno di qualcosa non vanno al pronto soccorso, non vanno in ospedale, ma vengono sui nostri
PMA, sul nostro ospedale da campo, si rivolgono alle nostre squadre a piedi, come è successo anche in questa donata, a chiedere una mano, a chiedere se hanno qualche dolore, qualcosa da poter vedere, e questa è la cosa essenziale, se noi siamo a contatto con la popolazione. E voi potete affrontare poi la problematica e risolverla direttamente lì senza doverli mandare in ospedale, a meno che non siano, va bene, problematiche gravi, per cui, quindi ad esempio anche una frattura riuscite a... Sì, abbiamo con l'ospedale da campo, dove abbiamo l'ortopedico, abbiamo la radiologia, l'ortopedico aveva tutta quanta la preparazione per fare, e ne ha fatti sabato mattina, qualche ha steccato, si è messo delle stecche su delle fratture, su qualche lussazione, addirittura è stata ridotta una lussazione di spalla. Questo perché abbiamo personale diciamo validissimo, che è pronto a intervenire e sa cosa fare. Scivolano, fra l'altro la pioggia di certo non aiutava. Esatto, ho fatto 4 giorni di acqua, perché anche uscita eravamo sempre sotto l'acqua, per fortuna avevamo dell'abbigliamento idoneo, perché altrimenti dopo 7 ore di camminare sotto l'acqua non era che fosse stato il massimo. Però dai, abbiamo visto però tanta gente che non solo ci applaudiva, ma riconosceva il nostro impegno, e questo è quello che ci ricompensa di tutti i sacrifici che facciamo, del fatto appunto, essendo volontari, dobbiamo levare questo tempo, se mi permette, alla famiglia. Certo. E perciò è sempre da dire un grazie alle mogli, alle mamme, perché in effetti noi siamo impegnati, però dietro di noi abbiamo tutti quanti delle famiglie a cui portiamo via del tempo. E ci sono, questo insomma è stato la donata, l'appuntamento importante, ma ce ne sono altri fra poco importanti, vogliamo ricordarli? Non stiamo fermi. Non state fermi, no. Speriamo adesso che insomma il tempo, grazie anche ai prossimi, però insomma il prossimo appuntamento? Il prossimo appuntamento del Triveneto, abbiamo il raduno Triveneto in quel di Belluno il 17 e il 18 di giugno, per 1 o 2 giorni di raduno di tutte le sezioni del Triveneto, e anche qua noi la vediamo sempre come una mini adunata, perché dato il numero di alpini che ci partecipa è veramente un qualcosa di bello. Parliamo insomma, di quanti ad esempio? Ma stanno i numeri 30.000 alpini che partecipano, che sfilano poi la domenica mattina, che è il clou del raduno. Però ci tengo anche a ricordare che per la nostra sezione un appuntamento importante ce l'abbiamo il 3 e il 4 di giugno a Maser, dove si svolgerà il campionato nazionale di marcia di regolarità organizzato dalla nostra associazione. Abbiamo quasi 2.000 atleti partecipanti ed è un momento importante, cioè organizzare un campionato nazionale sulle nostre colline, sulle nostre terre, è qualcosa di importante. Ecco. Quindi il 3 e 4 giugno appuntamento. E come si svolgerà? Ecco, giusto per ricordare come si svolge questo appuntamento? Allora abbiamo il sabato pomeriggio, questo si svolgerà un po' tutto a Maser. Il sabato pomeriggio, giorno 3, ci sarà tutto il momento ufficiale con la cerimonia di apertura e anche l'accensione del tripode del campionato nazionale. Alla serata ci sarà poi anche un momento con un concerto di una fanfara alpina e anche con i canti di cori alpini. Poi la domenica mattina alle ore 8 inizierà la gara vera e propria, questa gara di marcia di regolarità sulle nostre colline, quindi se è una cosa anche da vedere e da partecipare. Il tifo non mancherà, ma è chiaro che è ben visto se qualcun altro vuol vedere, anche capire, perché io ci tengo a dirlo sempre, che gli alpini non siamo soltanto che adunate, raduni, attività della protezione civile, siamo molto altro, è l'altra faccia della medaglia che non viene mai vista, che però operiamo nella nostra società, nel nostro ambiente, su tantissimi fronti. Noi l'abbiamo citato uno prima dicendo che sarete anche presenti a Spresiano per la festa delle associazioni dove ci sono presenti anche gli alpini, insomma, quindi... Come servizio d'ordine? No, partecipano proprio, una festa bellissima, poi perché insomma è una festa che raduna tante associazioni che sono il cuore del territorio, e quindi dove c'è il cuore del territorio ci sono anche gli alpini. Ed è per questo che volevo appunto prendere spunto da questa discussione, perché alpini non vuol dire solamente adunate, raduni,
fa parte integrante del nostro DNA, non dico di no, però è importante e bene ricordare che proprio a Udine, in occasione dell'adunata nazionale, è stato firmato l'importante accordo tra ANA, Associazione Nazionale Alpini, e ANCI, che è l'Associazione Nazionale dei Comuni d'Italia, tra il nostro presidente, l'ingegner Sebastiano Favero, e il vicepresidente vicario dell'ANCI, Roberto Pella. Cos'è questo accordo? È un accordo che ormai si tramanda da anni ed è una collaborazione che la nostra protezione civile fa con i comuni. Quest'anno per la sicurezza urbana, il tema è proprio la sicurezza urbana e non è un mettersi in competizione con le forze dell'ordine, no, tutt'altro, è un supporto operativo che la nostra protezione civile ANA dà ai comuni ed è importante sottolineare anche questi aspetti che vanno un po' al di là di quello che è il folklore, no? Che ci vede impegnati, ed è giusto, è bello, perché il folklore fa parte delle nostre tradizioni, però è bene anche ricordare che Alpini significa impegno, significa solidarietà, significa portare avanti tutto questo con spirito, lo diceva prima anche Attilio, volontaristico, perché siamo tutti volontari ed è questo il nostro punto di forza, il volontarismo. Ecco, poi ne parleremo ancora. Ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, vedo che insomma mi fanno vedere che c'è la pubblicità. Qualche istante, poi torniamo di nuovo qua in studio. Rieccoci nuovamente in studio in compagnia degli alpini. Stiamo parlando, insomma, gli alpini non sono solo le adunate. A proposito di adunate, vorrei ricordare la prima adunata nel 1920 alla colonna Mozza dell'Ortigara, per poi ripercorrere fino al secondo conflitto mondiale, durante il quale si interruppero. Si interruppe anche nel 1950 in occasione dell'anno santo e ahimè purtroppo nel 2020 e nel 2021 in piena era Covid. A questo punto vorrei introdurre Attilio Mion che ne sa più di me sotto questo aspetto. Insomma, si è interrotta la dunata ma non il lavoro degli alpini, giusto? No, difatti come alpini abbiamo lavorato e molto nel periodo Covid, tant'è che io stesso ho fatto una settimana a Bergamo prima del lockdown proprio perché c'era richiesto di poter dare una mano e abbiamo continuato anche nel periodo Covid come alpini, specialmente nel campo sanitario, a dare una mano e a portare avanti un aiuto a quello che sono le strutture sanitarie ULS, giustamente, e quando c'erano richieste eravamo sempre pronti a intervenire con tutti sia mezzi che uomini a disposizione per poter cercare purtroppo a dare una mano su questa pandemia che speriamo che in qualche maniera di esserne usciti, anche se dobbiamo sempre stare molto attenti e non abbassare mai la guardia, perché effettivamente con il discorso di vaccinazioni eccetera siamo riusciti a superare il clou, però non è mai, infatti sentivo ieri notizie che addirittura il Giro d'Italia stia facendo vittime di nuovo col Covid, addirittura la maglia rosa se ne va perché l'hanno trovato positivo, perciò è per questo che io dico non dobbiamo mai abbassare la guardia, perché purtroppo questa è una pandemia che... Quindi voi avete comunque operato anche durante quel periodo esatto, che è stato... sì, sia come alpini che come qualsiasi altra unità sanitaria del Veneto. E lì purtroppo ce n'era anche molto da fare. Esatto, purtroppo c'era molto. Ecco, un'ultima, così mi è venuto in mente, che si parlava prima dei campi scuola, una nostra sezione qua proprio di Treviso, Preganziol, creano 2 giorni, una mini campo scuola, che è già qualcosa, è una sezione che effettivamente bisogna dargli atto, che fanno 2 giorni di campi scuola con i ragazzi delle medie, dove mettono giù delle tende, perciò tant'è che mi hanno chiesto, dovevano fare delle lezioni di sanitari, perciò insegnare la defibrillazione, insegnare la disostruzione via aeree, ben volentieri, perché sono aiuti e messaggi che diamo ai ragazzi che poi saranno domani loro che porteranno avanti
la nazione e Certo. spero anche gli alpini. Ecco, però lo vogliamo ricordare, insomma, e lo diciamo più volte, insomma, gli alpini non sono le adunate e basta, ma gli alpini sono proprio nel cuore delle collettività, della gente, e la gente lo vede, lo sente. Certamente. Tante iniziative, dicevamo prima. Sono molte le iniziative che appunto noi portiamo avanti. Ogni sezione ha una struttura che si chiama centro studi. All'interno del centro studi si muovono tutte quelle che sono le attività culturali di una sezione. Per farne citarne alcune abbiamo i musei e i sacrari. Noi curiamo ad esempio la guardiania e i sacrari che abbiamo nel nostro territorio, Fagarè, Nervesa della Battaglia, Cima Grappa. Lì ci sono degli alpini che fanno questa attività di sorveglianza dei sacrari, i cori e le fanfare. Qui abbiamo la cultura musicale che la fa da padrona, le attività all'interno delle scuole, siamo chiamati nelle scuole a fare attività dove portiamo i nostri valori, facciamo attività dove portiamo anche la cultura del rispetto della montagna, dell'ambiente, poi attività anche culturali. Poi ad esempio una cosa importante, stiamo vedendo sfilare Treviso in questo momento. Sì. Un'altra attività importante sempre legata alla cultura è il concorso Parole attorno al fuoco organizzato dal gruppo di Arcade. Poi abbiamo il nostro periodico sezionale Famiglia Alpina. Un'altra attività che portiamo avanti da tantissimi anni è il Portello Sile, che è un luogo espositivo dove abbiamo la possibilità di esporre molte attività, creazioni, opere d'arte, eccetera. La biblioteca sezionale, abbiamo anche questa raccolta di libri, alcuni anche di un certo valore, che raccogliamo, dove raccogliamo che tutte le testimonianze dei nostri vecchi, dei nostri reduci che hanno vissuto la guerra, e tutte queste raccolte di libri, di testimonianze le teniamo nella nostra biblioteca sezionale, quindi ce n'è da fare, ce n'è da fare. Ecco, ricordiamo, perché non abbiamo tantissimi minuti, che c'è un altro appuntamento importante, oltre a quelli che abbiamo già detto, di Maser, quello di Belluno, ma c'è insomma il passaggio alla fine della sfilata, si dice la stecca. Bravissima, ecco. Come ogni buon militare di ogni scaglione, alla fine del servizio ci si passava la stecca. Ecco che la dire tradizione. Che cos'è questa stecca? Perché molti cittadini dicono: ma cos'è questa stecca? La stecca è una struttura lignea con delle iscrizioni bronzee che segna tutte le tappe delle adunate, dalla prima adunata del 1920 sull'Ortigara all'ultima, alla penultima, perché al termine di ogni adunata dello sfilamento la sezione cede la stecca alla sezione che verrà a prenderla e che sarà colei che il prossimo anno, in questo caso Vicenza, ospiterà la 95esima adunata nazionale. Vicenza, una grande sezione con 20.000 soci, distribuita sul territorio vicentino. La sezione Anna di Vicenza si chiama appunto Monte Pasubio, teatro di sanguinosi scontri nella Prima Guerra Mondiale. Vicenza che appunto diede i natali al battaglione Vicenza. Ecco. Che ci diceva essere anche, insomma... Il battaglione Vicenza è il mio battaglione e qui devo dire che mi emoziono che con 9 medaglie d'oro individuali devo dire che non ha paragoni. E qui chiudo, perché poi probabilmente si innesca una polemica tra noi alpini, che è il più forte, che è il più bravo, ma noi alpini siamo tutti uguali. Che adunata sarà quella di Vicenza? Sarà una grandissima adunata, perché qui lo dico e qui lo confermo: Vicenza, terra di alpini, terra del Pasubio, come Udine, come il Triveneto, perché che se ne dica, gli alpini sono qui. Ecco, io vorrei spezzare una lancia nei nostri confronti, però oserei dire che per fare un confronto tra il record che tuttora rimane della nostra sezione, io all'epoca, la grande adunata del Piave, l'adunata che ha visto Treviso impegnata nel 2017 ed io che feci parte del comitato organizzatore, deteniamo ancora quel record di 650.000 visitatori durante i 3 giorni, perché dobbiamo ricordare che le adunate nazionali si
sviluppano nei 3 giorni della seconda metà di maggio. Le adunate nazionali partirono appunto nel 1920 e non furono mai interrotte se non dal secondo conflitto bellico. Ecco, e ricordiamo insomma che le 3 giorni della donata, della festa però c'è dietro tutta una macchina che parte molto prima, perché insomma la gente vede questi giorni che sono bellissimi, colorati, pieni di emozioni, di allegria, però dietro c'è una macchina organizzativa che va avanti mesi. Bravissima, dobbiamo ricordare che ogni sezione si candida con 2 anni di anticipo, che poi c'è una commissione nazionale che valuta il territorio, che valuta anche la situazione economica finanziaria della sezione ospitante. Ci sono dei paletti, non è che tutti possano o ambiscono ad organizzare una donata nazionale, ci vuole il nostro DNA, delle grandi sezioni con ingenti mezzi, con tanti e tanti volontari alpini, perché il numero in questo caso fa la forza e fa sì che le adunate vengano bene come le ultime che abbiamo visto, insomma. E ci potrebbe essere la speranza che Treviso possa un giorno qui dobbiamo chiederlo al consigliere sezionale che è in carica. Io ho ceduto il passo proprio a lui. Ci potrebbe mai essere una speranza di rivedere gli alpini, una donata nazionale a Treviso? È un impegno grande, come diceva Marco, e poi giustamente molti ambiscono alle adunate. Ecco, tutte le sezioni, tante sezioni ambiscono, tante sezioni concorrono di anno in anno per avere l'aggiudicazione della donata. Giustamente non tutte possono vincere, quindi continuamente si ricandidano. Noi ne abbiamo fatta una 6 anni fa, dobbiamo adesso aspettare il nostro turno. Non è detto che magari cammin facendo non ci sia anche questa opportunità, ci venga riofferta ancora. Ecco. E Treviso non si tirerebbe indietro? No, assolutamente no. Comunque volevo solo concludere con un altro aspetto che mi sono dimenticato. Ecco, che raccoglie e raggruppa tutte le attività di volontariato che noi facciamo. Ogni anno la sezione, ma tutte le sezioni, anzi a livello nazionale, viene presentato il libro verde della solidarietà e raccoglie tutte le attività di solidarietà che gli alpini fanno a livello nazionale, anche quello che fa la nostra sezione. Ecco, solo ricordare cosa ha fatto la nostra sezione nel 2022. Abbiamo raccolto e distribuito una cifra pari e superiore ai 2 milioni di euro nella nostra collettività, che se andiamo poi a sommarla alle ore di lavoro che gli alpini hanno offerto, andiamo anche a valorizzare questo lavoro, superiamo i 62 milioni di euro di attività e di valore che abbiamo dato alla nostra collettività, alla nostra società. Quindi penso che ce n'è da fare abbondantemente. Io vorrei chiudere, perché siamo arrivati proprio alla fine, ricordando quali sono i propri principi degli alpini. 2 sono i valori che secondo me vanno ricordati. Il primo è il rispetto. Rispetto delle istituzioni, rispetto delle regole, rispetto degli altri, il pensiero, la persona, rispetto dell'ambiente, e poi c'è l'altruismo, la solidarietà. Questi sono i 2 capisaldi che ci muovono, ecco, che ci fanno lavorare. Per il resto tanti altri valori che noi portiamo avanti, che portiamo e diamo anche alle nuove generazioni, che le portiamo a scuola, li educhiamo a questo, vediamo che sono ben accolti. Però prima di tutto appunto con questi 2 capisaldi, l'altruismo e il rispetto, possiamo andare lontano. E un'ultima cosa significa essere alpino? Alpino ci sono tanti aspetti. Onorare i nostri caduti aiutando i vivi. Ecco, questa frase del mitico presidente Franco Bertagnolli ce la portiamo nel cuore. Cuore alpino. E tanta amicizia tra di noi, perché che è la cosa più bella. Infatti stavo vedendo, siamo una sola famiglia, non è una battuta, non è uno slogan buttato là, ma è proprio quello che noi ci sentiamo, perché noi anche in questa adunata siamo visti tantissimi, decine di migliaia di alpini che non ci conoscevamo, però ci siamo trovati assieme in amicizia lo stesso. Io ringrazio davvero
tutti e tre, Luca Miglioranza, Attilio Mionne e Marco Simeone, per essere stati con noi, perché poi è sempre bello parlare con loro, ripercorrere questi 3 giorni, ma non solo, perché li rivedremo prestissimo, tantissime le attività, ne abbiamo parlato durante questa edizione, quindi ringrazio davvero tutti e tre per essere stato con noi. Vi ricordo invece, pochissimi minuti, pubblicità, poi si torna di nuovo subito qui perché inizia la maratona elettorale che andrà avanti fino a notte con tutti i risultati delle elezioni, e quindi non mi rimane che salutarvi. Grazie davvero per averci seguito, arrivederci.